Avanguardia. Lo vedevo dalla finestra della bottega mentre attraversava la piazza. Cappello storto, passo incerto. Guardava le nuvole invece della strada. Il suo nome? Che importa? Tanto nessuno lo usava mai. In paese lo chiamavano matto, strambo, perdigiorno. Uno di quelli che si muovono senza scopo, che fanno venire voglia di voltarsi dall'altra parte. Non faceva mai quello che ci si aspettava. Portava scarpe bianche quando pioveva, rideva nei momenti sbagliati e soprattutto insisteva con quelle idee senza senso che nessuno con un po' di cervello avrebbe mai preso sul serio. Da bambino diceva che avrebbe costruito un ponte dove non c'era neanche un fiume. Lo diceva con convinzione, senza ridere. Se gli facevano notare che lì c'era solo terra, lui si limitava a stringere le spalle. Arriverà, diceva, e tornava a tracciare linee per aria con le dita, come se il ponte fosse già lì, solo invisibile agli altri. Da ragazzo passava le ore a scarabocchiare su quaderni che teneva sempre con sé. Li portava stretti al petto o sotto il braccio, le copertine molli, gonfie di umidità, a volte strappate sugli angoli. Erano piene di segni, di date nere, margini consumati. Una volta ne dimenticò uno sul muretto della fontana. Lo presi, lo sfogliai. Pagine fitte di disegni che non somigliavano a niente. Cerchi dentro ad altri cerchi, lettere allungate fino a diventare rami, numeri piegati su se stessi, parole scritte come se avessero un senso preciso ma che nessuno avrebbe saputo decifrare. Sei nato tutto sbagliato, gli dicevano i parenti. Uno che si perde nei pensieri e dimentica di lavorare, ma lui niente, rimaneva impassibile, sempre con quell'aria di chi ne sa più degli altri. A tavola, lo so perché sua madre veniva a comprare il pane da me e si lamentava, rifiutava il vino prodotto da suo padre. Sa di aceto, diceva, eppure era il vino più rinomato del paese. Quando il sindaco gli offrì un posto in municipio disse no. Quando il figlio del farmacista lo invitò a caccia disse no. Quando la figlia di Rosetta gli sorrise alla festa di San Giovanni girò la testa dall'altra parte. Una mattina d'inverno non salutò il parroco, così, senza motivo. La gente mormorava, sua madre piangeva. Un giorno si presentò in consiglio comunale con un progetto che fece ridere anche i ragni sul soffitto. Il sindaco ascoltò con le braccia conserte e poi disse solo «Fuori di qui». Lui rimase fermo, come se non avesse sentito, o forse aveva sentito benissimo, ma non era d'accordo. Poi si voltò e uscì, senza sbattere la porta, senza dire una parola. Da allora si mise per conto suo. A fare cosa nessuno lo capiva. Tagliava assi di legno, costruiva piccole impalcature, poi le abbandonava a metà,
Scriveva lettere che non spediva, provava a vendere idee che nessuno comprava. Lo dicevamo tutti, non può durare, e infatti non durò. Fallì, 1, 2, 10 volte, ogni volta più ostinato, ogni volta più solo. Lo guardavamo affondare con un certo sollievo, perché queste persone, quando smettono di provarci, lasciano in pace anche gli altri. Poi, una notte di novembre, sparì. Nessuno lo vide partire, nessuno seppe dove fosse diretto, neanche a sua madre lasciò detto qualcosa. Forse pensava che non servisse. Per qualche giorno si parlò di lui. Qualcuno provò a dire che era un peccato, ma senza convinzione. Sembrava una di quelle storie che si chiudono da sole. Il suo nome girò ancora per un po', poi scivolò via. Le voci si diradarono e ognuno tornò alle sue cose. E per 10 anni non se ne parlò più. Ieri è arrivata una lettera al municipio. Il sindaco ha convocato tutti in piazza. Ha letto ad alta voce parole importanti, di quelle che non si sentono spesso da queste parti. Riconoscimenti, successo. Alla fine si è tolto gli occhiali, si è passato una mano sugli occhi lucidi e ha detto: è uno dei nostri. La gente ha applaudito. Qualcuno ha proposto di intitolargli la piazza. Io sono tornato alla bottega e ho chiuso la porta a chiave. Mirko Artuso. Grazie Mirko. Grazie a voi. Allora, da dove siamo partiti? Buongiorno intanto, ben ritrovati a tutti voi, grazie per essere qui. Siete un pubblico ristretto, ma non a caso. È un momento questo molto importante perché si tratta dell'anteprima nazionale. Stiamo per lanciare un prodotto che partirà proprio dal Veneto, la cui genesi arriva dal Veneto, ma che è pronto per partire per un viaggio attraverso tutta la penisola. Da dove siamo partiti? Siamo partiti, come avete sentito, dalle parole. Dalle parole dobbiamo partire, ma alle parole vogliamo ritornare. In un momento come questo, in cui tutto è comunicazione, anche il silenzio è comunicazione, in cui anche grazie alle nuove tecnologie possiamo comunicare in tanti modi e con tante persone anche contemporaneamente, dobbiamo stare molto attenti, perché la comunicazione e le parole possono avere un potere enorme, soprattutto in un momento come questo. Le parole, insomma, lo stiamo vedendo, no? Sono vari vocabolari che stiamo ascoltando in questo periodo così complicato anche per il comparto artigiano. Le parole possono arrivare anche a persuadere, le parole possono orientare il pensiero. Ecco perché le parole hanno un significato importantissimo ed ecco perché il mondo dell'artigianato ha deciso di fare quasi un passo indietro per tornare a cercare le sue parole, le parole che lo caratterizzano, che lo descrivono, ma le parole soprattutto che possono riuscire a permettere al mondo dell'artigianato e a chi sceglie l'artigianato di cogliere tutte le sfumature che questo grande mondo può interpretare. Allora, io vi ringrazio davvero per aver scelto di essere qui. Quella di oggi è un'anteprima nazionale ed è un evento che è stato inserito all'interno del calendario degli eventi del Ministero del Made in Italy, un evento importante. Immaginate che sia una sorta di preview pensata davvero soltanto per voi e da domani questo abecedario uscirà da quella porta per essere raccontato, per entrare nei laboratori, per entrare nelle scuole, per provare ad essere un nuovo vocabolario del mondo artigiano che sta affrontando delle sfide epocali e sfide che proveremo in qualche modo a declinare qui su questo palco, sfide che chiamiamo sostenibilità, innovazione, internazionalizzazione, sfide come quella di fare cultura d'impresa oggi in un mondo che sta cambiando. Proveremo attraverso questo evento a raccontarvi questo mondo e a spiegarvi un po' attraverso l'interpretazione di Mirko Artuso quali sono le parole che sono state scelte per questo abecedario. Le parole sono 21 come le lettere dell'alfabeto, avremmo potuto sceglierne tante. Queste 21 sono parole che davvero vogliono veicolare un significato importante, vogliono essere in qualche modo un nuovo manifesto del mondo artigiano e quindi in qualche modo siete voi i primi ambasciatori di questo nuovo linguaggio. Grazie davvero a voi che siete qui, a Mirko Artuso e alle persone che
oggi andranno in qualche modo a riempire e a colorare questo evento, ma io partirei da un punto che è quello del Ministero del Made in Italy. Sapete che oggi è la giornata nazionale del Made in Italy, che arriva alla sua seconda edizione. Allora il ministro Urso ha mandato un messaggio rivolto a voi per questa giornata. Allora io partirei con il farvi ascoltare le parole del ministro e poi partiamo. Saluto calorosamente tutti i partecipanti a questo evento, parte delle oltre 600 iniziative organizzate in Italia e in più di 30 paesi nel mondo per la giornata nazionale del Made in Italy. Questa giornata nasce per riconoscere e celebrare il talento, la visione e la tenacia di milioni di imprese e lavoratori italiani. Ogni giorno, con orgoglio, portano nel mondo prodotti straordinari, simbolo di qualità e di eccellenza del saper fare italiano, frutto di storie uniche, di creatività, passione e dedizione. Grazie a questa straordinaria eccellenza, lo scorso anno, nel 2024, l'Italia è diventata il quarto paese esportatore al mondo, superando Giappone e Corea del Sud e piazzandosi subito dopo Stati Uniti, Cina e Germania. Un risultato straordinario che dimostra la resilienza, la flessibilità, il dinamismo, le capacità delle imprese italiane, che sono capaci più di altre di scongiurare i rischi e di cogliere le nuove opportunità. Non celebriamo oggi solo il glorioso passato del nostro saper fare, ma guardiamo avanti con determinazione, investendo nelle nuove generazioni e nelle tecnologie più avanzate. Lo scorso anno, nella prima giornata nazionale del Made in Italy, abbiamo evidenziato l'aspetto identitario, l'identità, la peculiarità del nostro prodotto e della nostra impresa. Quest'anno l'attenzione è sull'innovazione, ben consapevoli che identità e innovazione sono i due binari su cui da sempre ha fatto leva il Made in Italy per affermarsi nel mondo. E quindi innovazione significa start-up, intelligenza artificiale, robotica, aerospazio, blue economy. Sono queste le nuove frontiere che rendono le nostre imprese protagoniste della transizione digitale e sostenibili, capaci di competere a livello globale. Proprio in questi giorni nasce la Fondazione Imprese e Competenze, prevista dalla legge quadro sul Made in Italy come la giornata nazionale del Made in Italy. Il suo obiettivo è creare un ponte tra scuola e impresa, portando direttamente nei licei la cultura imprenditoriale e ispirare le nuove generazioni. Così acceleriamo il percorso degli studenti verso il lavoro e verso i settori più promettenti della nostra economia. Crediamo che i giovani debbano essere protagonisti attivi di questa trasformazione, con strumenti concreti e competenze aggiornate. Dalla moda al design, dalla meccanica avanzata all'enogastronomia, dalle nuove tecnologie all'artigianato, l'eccellenza italiana è sempre sinonimo di qualità, stile e innovazione. Celebriamo ciò che ci rende riconoscibili ovunque, la capacità unica italiana di coniugare bellezza e funzionalità, identità e innovazione, creatività e precisione. Questa giornata diventa così l'occasione ideale per scoprire, apprezzare e celebrare il valore straordinario di ciò che da secoli, da sempre, sappiamo creare. Celebriamo con orgoglio il Made in Italy, simbolo appunto della nostra identità, della nostra cultura, della nostra imprenditorialità e della capacità di guardare sempre al futuro, senza dimenticare mai le nostre radici. Viva il Made in Italy, viva l'Italia! Però noi questo Made in Italy dobbiamo imparare a raccontarlo, dobbiamo
imparare a definirlo, dobbiamo imparare a venderlo, perché il Made in Italy di fatto è il mondo dell'artigianato. E allora eccolo qua, ve lo faccio vedere in anteprima, davvero siete le prime persone che lo vedono, eccolo qui, questo è l'abecedario, non a caso c'è il formato pocket, è una piccola Moleskine, quindi questo può essere davvero ad uso e consumo, non è un libro da mettere in libreria e lasciare lì, ma è un libro da usare. È un libro da usare anche come una forma di rebranding per le vostre aziende. Quindi questa è una grande operazione culturale, ma anche una grande operazione di marketing che parte dal Veneto e ovviamente l'idea è stata sposata e abbracciata anche dal Confartigianato Nazionale. È per questo che da qui partirà, diciamo, oggi pomeriggio per poi fare il suo viaggio lungo lo stivale. Allora io chiedo al presidente di Confartigianato Imprese Veneto, Roberto Boschetto, di raggiungerci per dei saluti. Presidente, io so che lei l'ha letto e in qualche modo insomma, ha avuto modo di fare le sue riflessioni in merito a questo testo, scegliendo anche qualche parola insomma, che ha sentito più sua. È stato veramente interessante perché ho avuto modo di vedere questa comparazione tra questi vocaboli che usiamo quotidianamente per significati diversi, invece applicati o girati su quello che è il nostro mondo, il mondo dell'artigianato. Allora, Ce ne sono uno più bello dell'altro. Usi pure questo, prego per il suo saluto. Prego. Uno più bello dell'altro e quindi invito tutti a leggerlo perché è piacevole, quindi non è né difficile né noioso. Quindi invito tutti a leggerlo. Beh, intanto un grazie al Ministro e un grazie anche a Mirko per l'introduzione, quindi per aver introdotto questo tema, ma soprattutto quello che è il nostro abecedario. Buongiorno a tutti i presenti e grazie per essere qui con noi a celebrare la giornata nazionale del Made in Italy. Ci inorgoglisce che Confartigianato Imprese abbia scelto proprio il Veneto per celebrare questa giornata, così come possiamo affermare con assoluta certezza che è proprio dal Veneto che è partito questo input, questa urgenza di inaugurare un nuovo linguaggio per raccontare prodotti e servizi del mondo dell'artigianato targati appunto Made in Italy. Quanto avviene oltreoceano in questi giorni deve ricordarci il potere profondo delle parole nell'area della semplificazione e della banalizzazione. È quanto mai urgente che i soggetti istituzionali siano d'esempio nel restituire senso compiuto al discorso civico e civile in tutti i luoghi, fisici o virtuali, della società moderna. Crediamo che riappropriarci di un vocabolario ricco possa essere l'unico antidoto alla frammentazione, all'emarginazione, all'estinzione, che come custodi di mestieri e tradizioni millenarie abbiamo il dovere di combattere. Innovazione, sostenibilità digitale, internazionalizzazione, cultura d'impresa. Queste sono le sfide che siamo chiamati a cogliere e che devono farci trovare pronti anche dal punto di vista del linguaggio, per comunicarci e comunicare al meglio il nostro lavoro. In anteprima nazionale, veniva detto prima, vi abbiamo voluti qui per raccontarvi questo abecedario, che sia strumento e punto di partenza per tutti noi e che proprio dal Veneto partirà per compiere un viaggio attraverso i territori per diventare linguaggio universale in cui tutto l'artigianato italiano possa riconoscersi. Grazie a Innovation Strategy per aver dato forma ad un'idea e ad una necessità, perché per noi è sempre importante l'apporto del mondo accademico che conosce a fondo il mondo delle imprese. Grazie a Confartigianato Imprese e alla Fondazione Gernozzi per aver creduto nell'urgenza di questo lavoro, che oggi per la prima volta è dato alla stampa e sarà consegnato ad ognuno di voi al termine della giornata. Un grazie anche a quel gruppo di nostri collaboratori, Tiziana Pietenuzzo, Alvise Zerbinati e di Barbazza, che hanno dato vita all'idea geniale da cui poi è partito appunto questo grande progetto letterario e culturale. L'auspicio è che questa serata e questo abecedario ci raggiungano col significato più profondo e autentico del nostro ruolo di corpo intermedio. Attore sociale, motore culturale, presidio territoriale e ambasciatori nel mondo.
Grazie per avermi ascoltato, ora buon lavoro a tutti e benvenuto al nostro testo e quindi l'abbecedario del medio. Grazie Presidente, noi ci vediamo dopo. Allora noi andiamo avanti, abbiamo dato la parola al mondo accademico, molto accademico, che ha curato i testi, quindi non possiamo non avere qui con noi il critico letterario e linguista Beniamino Mirisola, che ha scritto insieme a Strategy Innovation ai colleghi, ovviamente strutturato anche questo abbecedario. Beniamino, prego. Microfono per lei. Grazie. Grazie per l'invito, grazie a tutti voi per essere qui. Vorrei cominciare dicendo che questa idea del abecedario, appunto venuta col Fartigianato, che subito a noi è piaciuta moltissimo, prende le mosse da quella grande opera che è i Sillabari di Parise. Prende le mosse nel senso che, consapevoli dell'inarrivabilità di quel modello, abbiamo però cercato di trarne per quanto possibile lo spirito, e quindi è proprio dalle parole di Parise che vorrei partire per far capire, insomma, il tipo di lavoro che abbiamo cercato di fare. Dice Parise: un giorno nella piazza sotto casa, su una panchina, vedo un bambino con un sillabario. Sbircio e leggo, l'erba è verde. Mi parve una frase molto bella e poetica nella sua semplicità, ma anche nella sua logica. C'era la vita in quell'erba è verde, l'essenzialità della vita e anche della poesia. Poiché vedevo intorno a me molti adulti ridotti a bambini, pensai che essi avevano scordato che l'erba è verde, che i sentimenti dell'uomo sono eterni e che le ideologie passano. Gli uomini d'oggi, secondo me, hanno più bisogno di sentimenti che di ideologie. Ecco la ragione intima del sillabario. Ecco, Parise scrive queste parole all'inizio degli anni 70, è nel pieno di una crisi creativa dalla quale esce proprio grazie a questo piccolo evento, a questa epifania e a questo progetto del sillabario, quindi racconti brevi che vanno a illustrare ogni singola parola riferita a lettere dell'alfabeto, e che segna un momento particolare nella carriera dello scrittore. Come lui stesso ha detto, è il momento in cui in qualche modo ha reimparato a scrivere, riuscendo quindi ad unire l'entusiasmo infantile di chi vede le cose per la prima volta con la lucida consapevolezza dello scrittore maturo. Il risultato dunque è un testo che è al tempo stesso sperimentale e accessibile e molto godibile, una capacità di creare una sintassi lineare, persino elementare, che sottende però ad un vissuto e ad un apparato, se vogliamo, filosofico e riflessivo di grande importanza. Appunto noi abbiamo cercato di muoverci su questa linea, abbiamo cercato di capire come poter reinterpretare alcune di queste suggestioni. Per prima cosa abbiamo dovuto scegliere le parole e l'alfabeto stesso. Abbiamo optato per l'alfabeto italiano invece di quello inglese, e allo stesso modo abbiamo evitato forestierismi, introducendo però due latinismi, Genius Loci e Humanitas. E questo non per venerazione del passato o dei confini nazionali, al contrario, tutto l'abecedario è percorso da una carica costante verso la cultura e verso il cambiamento, ma quelli veri, non l'apertura e il cambiamento che in qualche modo si fregiano di parole alla moda, spesso inglesi, e per ammantare
un vuoto di significato o delle idee stantie. Ecco, noi invece abbiamo cercato parole vive e parole che non fossero ancora usurate. Il linguaggio, infatti, è soggetto a usura come è più degli oggetti. Pensiamo ad esempio a una parola come resilienza, che non è presente nell'abecedario, che fino a una decina di anni fa era un termine quasi raro, circoscritto ad alcuni ambiti molto specialistici, e utilizzarlo in modo metaforico al di fuori di quegli ambiti era segno di una certa ricercatezza, di studio, di ricerca della parola, e tutto questo aveva un impatto sull'interlocutore, lo incuriosiva, lo interessava, forse persino lo arricchiva. Oggi la situazione è molto diversa, il termine è entrato così prepotentemente nell'uso che spesso ne facciamo un abuso, lo snaturiamo, lo collochiamo in contesti diversi dal suo, insomma lo svuotiamo di forza comunicativa. E quindi oggi dire appunto una parola come resilienza magari appunto è corretto nel discorso che stiamo portando avanti, ma non è certo una parola che resti impressa, proprio perché si è lograta, si è usurata nel continuo uso. È per questo, per esempio, che per dire innovazione siamo ricorsi a parole come appunto avanguardia, come brevetto, come progetto, come talento. Tutte parole comuni, parole semplici, che però non sono ancora usurate, perché portatrici di sfumature e di significati che sono ancora tutti da esplorare. Un altro criterio che a volte abbiamo seguito è quello delle parole inaspettate. Ci è piaciuta molto, per esempio, la parola fatica. Una parola vera, dura, che però spesso non compare nelle narrazioni del Made in Italy, dove si predilige un tipo di espressione che trasmetta luce, che trasmetta positività. È come se la realtà del lavoro fosse un letto di rose. Infine ci sono alcune parole che possono apparire non immediate, nel senso che per cogliere appieno il loro significato servono quei 20-30 secondi di spiegazione che sono presenti nel testo. In cambio però quelle parole cercano di offrire un modo di vedere nuovo, una nuova interpretazione di alcuni concetti noti. Un esempio è quello di sinestesia, parola che può suonare ostica, però se proviamo a dargli quei 20-30 secondi ci rendiamo subito conto di come quella idea di percezione sensoriale integrata, quell'idea di riuscire a parlare congiuntamente a tutti i sensi sia intrinseca proprio del Made in Italy, proprio del nostro modo di fare, proprio di certi progetti, in qualche modo un distillato stesso di certe peculiarità del Made in Italy, appunto la sinestesia. Una volta raggiunte le 21 parole, abbiamo proceduto alla scrittura di 5 racconti, ognuno per ogni parola iniziante per vocale, e 16 descrizioni per le parole invece inizianti con consonanti. A loro volta queste descrizioni sono bipartite. C'è una prima parte che racconta un aneddoto che funge da approccio, diciamo, di ampio respiro al termine di riferimento, e poi questo stesso termine nella seconda parte viene invece calato
nel vivo del lavoro, nel vivo dell'esperienza, in modo da creare una sorta di dialettica tra spirito e materia, appunto tra le due parti, che ci è sembrata caratterizzante proprio dell'essenza del mondo artigiano. Quanto ai racconti, invece, appunto ai 5 racconti, anche qui abbiamo cercato di mantenere quella dialettica e abbiamo cercato anche di seguire più da vicino la lezione di Parise, in particolare la sua poetica del frammento. Quindi testi molto brevi, indipendenti, che però vanno a formare una sorta di mosaico comune. Sul piano stilistico, frasi fondamentalmente brevi, sintassi semplice, che guarda alla musicalità dell'esecuzione orale. Tutto questo in un impianto realistico, quindi con descrizioni molto concrete, molto sensoriali, che vengono però interrotte da alcuni lampi, da alcune epifanie, che sono momenti di rivelazione in cui i personaggi o il lettore colgono qualche verità importante e queste danno una luce nuova sull'intera vicenda. I racconti sono organizzati intorno agli assi portanti di questo incontro, quindi Avanguardia, che avete già sentito, si riferisce a innovazione, così come ecologia, che sentirete tra poco. Peraltro abbiamo preferito ecologia, sostenibilità o altri termini per la sua etimologia, cioè appunto oikos, casa, e logos, appunto discorso, questa idea della casa comune, che sappiamo è fondamentale di questi tempi, ci è sembrato molto interessante da esplorare. E poi appunto il racconto chiaramente impresa, dedicato alla cultura di impresa, orizzonte di internazionalizzazione. Ecco, questi 2 racconti in realtà sono 2 parti di una medesima narrazione. L'ultimo racconto invece, ubiquità, non si riferisce ad uno dei cardini fondamentali della giornata di oggi, ma rimanda ad un concetto che ci è sembrato comunque molto, molto importante, perché è riassuntivo di tanti temi che abbiamo trattato all'interno dell'Abecedario e anche una cifra di tempi che coinvolge un po' tutti e coinvolge anche chi lavora nel settore artigiano, quello appunto dell'ubiquità, dell'essere in più posti contemporaneamente. È un'esperienza che facciamo ogni giorno, semplicemente con una video call, per cui contemporaneamente abitiamo il mondo reale e il mondo virtuale e sappiamo che quel mondo virtuale, con la velocità dell'evoluzione della tecnologia, sarà sempre più vasto, sempre più sfaccettato, e quindi c'è questa continua rifrazione della nostra persona, ma c'è anche una rifrazione dell'essere, e cioè ubiquità è anche il dover assumere diversi ruoli, diverse posizioni, diverse facce, diverse maschere in diversi momenti anche di una stessa giornata, cioè essere quella che Pirandello diceva 1, nessuno, 100.000. Ecco, quindi ci è sembrato importante inserire anche questo termine. Infine, quest'ultimo racconto riflessione contiene una parola che non è presente nell'Abecedario in maniera esplicita, ma che lo attraversa in maniera carsica dall'inizio alla fine, ed è autenticità. Non mi riferisco qui all'autenticità dei prodotti del Made in Italy che tutti ci copiano, sì, è vero, è importante, ma il focus, il centro nevralgico del problema è forse altrove, cioè nella contrapposizione tra autenticità e spettacolo. In un momento storico in cui tutto è spettacolo, tutto deve essere spettacolarizzato semplicemente per esistere, perché la soglia di attenzione generale è sempre più bassa e quindi si deve forzare quanto più possibile l'espressione, ecco che spazio resta
per l'autenticità. L'autenticità come gesto, l'autenticità come vocazione, come quel qualcosa che ci fa andare avanti, ci fa continuare a fare quello che facciamo, un lavoro, e a cercare di farlo a regola d'arte, anche quando la ragione ti suggerisce che non ne valga la pena. Ecco, autenticità quindi è anche conflitto, è anche una domanda continua che scava dentro di noi, è una domanda anche scomoda, anche perturbante, se vogliamo. E quindi dicevo prima che autenticità non è presente non compare in maniera esplicita nell'abecedario, e forse, come spesso accade, la parola più importante è proprio quella non detta. Grazie. Grazie Beniamino Mirisola, grazie per essere stato con noi. Sicuramente le parole, visto che dalle parole noi dobbiamo partire e ritornare, che ha detto Beniamino Mirisola, hanno toccato ognuno di voi su corde diverse, hanno raggiunto corde diverse come esseri umani ma anche come imprenditori, quindi sono sicura che ognuno di voi si sarà sentito toccato da quello che abbiamo ascoltato. Allora noi proviamo a entrare ancora di più dentro il nostro abecedario, lo facciamo distillando alcune parole, ascolteremo queste parole e poi proveremo a mettere a terra il loro significato, cercando di capire oggi, quando parliamo di Made in Italy, che cosa significa parlare di brevetto, cosa significa parlare di innovazione, e andremo avanti così. Mirko Artuso, prego. Brevetto. Nel 1421 la Repubblica di Firenze concesse a Filippo Brunelleschi un diritto esclusivo della durata di 3 anni. Nessuno, a sua eccezione naturalmente, poteva costruire o usare una particolare chiatta a pale da lui progettata, pensata per trasportare marmi lungo l'Arno. Non era una nave qualsiasi, ma un ingegnoso sistema meccanico destinato ai grandi cantieri della città. Fu la prima forma di brevetto concessa in Italia, un embrionale riconoscimento del fatto che un'idea può essere insieme proprietà intellettuale e strumento di innovazione. La parola brevetto si muove su 2 piani complementari: tutela e abilitazione. Da un lato delimita lo spazio di un'invenzione, stabilendo che per un determinato periodo quell'idea appartiene a chi l'ha generata. Dall'altro certifica una competenza, autorizzando un professionista a operare entro un sistema condiviso di regole. Nel mondo del Made in Italy il brevetto supera la retorica del talento spontaneo. Non è il momento creativo in sé, ma la fase in cui un'innovazione viene collocata dentro una grammatica che ne misura l'originalità e ne legittima l'uso. Innovare, in ambito artigianale, significa allora molto più che introdurre qualcosa di nuovo. Significa renderlo riconoscibile, replicabile, misurabile. Un sistema di chiusura per calzature, una tecnica di isolamento termoacustico, un impasto con precise proprietà elastiche, non valgono solo per l'effetto che producono, ma per la capacità di essere registrati come un segno distintivo di un'intelligenza tecnica. Il brevetto è anche una garanzia. Chi lavora in forza di una competenza certificata non si affida solo a una conoscenza implicita, ma a un riconoscimento formale. In questo senso, il brevetto tocca il cuore della questione della fiducia. Non è un titolo onorifico, ma una soglia minima di responsabilità che lega chi sa fare a chi riceve il risultato. Un passaggio che trasforma la perizia individuale in credibilità e beneficio collettivo. Professore Carlo Bagnoli, prego, Foscari di Venezia, professore di Innovation Strategy. Noi partiamo dal brevetto per arrivare a raccontare che cosa significa fare innovazione oggi. Prego, professore. Quello che vuoi. Volevo dire che
poi faccio il mio intervento, ma se vi chiederanno cosa siete venuti a fare qui dopo aver sentito Beniamino, dovreste dire che uscimmo a guardare le stelle. E quindi uscimmo a guardare le stelle, che è un famoso verso finale. Detto questo, cercherò di provare a calare a terra questo concetto del Made in Italy, riprendendo un po' tutte le cose che sono state dette. Lo farò attraverso un esempio, perché sono uomo e quindi con gli esempi gli uomini di solito capiscono meglio, meno capacità di astrazione. L'esempio deriva da una richiesta che ci è stata fatta, anche coinvolgendo Beniamino all'epoca, la Strategy Innovation da Asso Calzaturifici, quindi parliamo di una situazione diversa, no? Perché dopo il finale non sarà bellissimo, quindi parliamo dei concorrenti. Asso Calzaturifici ci chiama e ci dice abbiamo un problema. Il problema è che noi facciamo quelle che tecnicamente si chiamano le brown shoes, queste cose qui, e invece oggi il trend è nelle white shoes, anche se sono nere, quelle di Mirko, che sono in qualche modo state importate dall'America, le white shoes, le scarpe da ginnastica, le sneaker, gli stivali e tutta quella cosa che non appartiene alla tradizione italiana. E quindi mi ponevano il problema di cosa facciamo, come facciamo cioè come ci muoviamo, andiamo in un iperadattamento, quindi ci adattiamo a quello che vuole il mercato, o rimaniamo totalmente narcisisti, cioè noi facciamo questo, se non vi piacciono pazienza. E abbiamo iniziato a ragionare, abbiamo ragionato proprio sul concetto di Made in Italy. E per ragionare sul concetto di Made in Italy abbiamo anche lì usato parole diverse da quelle che ha usato Beniamino nell'abbecedario, ma sempre parole pesanti, per cercare di capire dove siamo arrivati, come siamo arrivati al Made in Italy. E questa storia del racconto del Made in Italy, in quel caso, è partita dal concetto di territorio, è l'unica cosa che non possiamo cambiare, difficilmente cambiamo il territorio. Il territorio dell'Italia è un territorio fatto da molte montagne che attraversano posti molto diversi che hanno creato di fatto storie diverse. Una storia di conflitti proprio perché le vallate, le montagne, gli Appennini, le isole, in qualche modo hanno messo insieme dei popoli che però hanno vissuto esperienze diverse e nel vivere queste storie diverse, queste culture diverse, in qualche modo hanno generato molti conflitti. Quindi un territorio frammentato che ha generato una storia di conflitti. Questa storia di conflitti però a sua volta ha generato un carattere fondante il nostro vivere e il Made in Italy, che è il concetto dell'estetica, cioè l'estetica che è la capacità in qualche modo di godere del bello, fondamentalmente di vivere il bello. Allora qui però c'è un passaggio, no, che va spiegato, ma perché una storia di conflitti genera il senso del bello, l'estetica? E su questo io di solito uso una citazione che arriva da un monologo di Orson Welles, di un film del 49, Il terzo uomo, che chiedo a Mirko in qualche modo di riprodurre questo pezzo del monologo. In Italia per 30 anni sotto i Borgia hanno avuto guerre, terrore, omicidi e spargimenti di sangue, ma hanno prodotto Michelangelo, Leonardo da Vinci e il Rinascimento. In Svizzera hanno avuto amore fraterno, 500 anni di democrazia e pace. E cosa hanno prodotto? L'orologio cucù. Quindi voi capite che qua, tra l'altro, è un americano che parla, no, che mette a confronto la cultura europea e dice sì, abbiamo avuto un territorio frammentato che ha generato granducati, no, la Repubblica Serenissima e tutto quello che ne segue, una storia di conflitti, però hanno dato questo grande senso dell'estetica. Questo senso dell'estetica che porta immediatamente a un concetto di stile di vita, no? Lo dicevo prima, l'estetica è lo stile di vita come vivere il bello e vivere nel bello, avere fastidio per il non bello, sapere portare con eleganza anche cose assurde. C'è un caro amico che si chiama Gianni Zoppas, fino a qualche mese fa, CEO di Tecnica, che diceva gli italiani sono gli unici che possono indossare un maglioncino sopra una giacca e non sembrare degli emeriti idioti. Secondo me è la definizione migliore che io ho trovato per definire perché noi siamo eleganti. Quindi lo stile di vita però deve essere in qualche modo concretizzato. E allora arriviamo alla manifattura, no? Fare degli oggetti che in qualche modo ci permettano di avere lo stile di vita italiano che tutti in qualche modo ci invidiano, e quindi voi siete gli interpreti di questo stile di vita fondato sull'estetica. E qui arriviamo però, lo diceva anche prima il ministro, al problema della comunicazione, no? Far sapere esattamente cos'è lo stile di vita e quali sono gli interpreti di questo stile di vita, che sono in primis le imprese artigiane. E arriviamo al concetto del brand.
Il concetto del brand, il concetto della comunicazione, che deve essere però una comunicazione autentica, come diceva Beniamino, non deve essere una comunicazione in qualche modo solo che colpisce e non ha poi sostanza. E allora a questo punto ci siamo posti un problema, ma dietro al brand che noi dobbiamo in qualche modo reimmaginare, quindi dietro al Made in Italy, cioè qual è il mito fondativo? Cioè oggi il Made in Italy in cosa si esprime? In questo senso è stato anche interessante riflettere su come ci vedono dall'esterno. Quindi questa era la domanda, no? Prima di iniziare a parlare di che scarpe facciamo, ci siamo posti il problema di cosa comunichiamo, come comunichiamo il Made in Italy, o meglio, che cos'è oggi il Made in Italy. Ed è stato interessante perché gli americani, gli statunitensi, grande mercato per le scarpe, ci guardano ancora con lo stile di vita, no? La quarta parola di cui dicevo, cioè hanno in testa la dolce vita di Zeffirelli con Anita Ekberg che in Fontana dei Trevi chiama Mastroianni, che è un film però del 60, il film di prima era del 49, quindi io non ero nato, giustamente non sono giovane, quindi loro ci vedono ancora con quelle da lì, quindi gli piacciamo come stile di vita, ma vengono a fare le ferie, vengono a prendere il caffè, ma poi non ci considerano interlocutori seri da questo punto di vista. I russi, che sono, diciamo, che non hanno visto Fellini, non hanno questa cultura, però nel tempo sanno apprezzare la nostra manifattura, l'altra parola, no? La penultima parola di cui dicevo. Poi arrivano i cinesi, mercato enorme, i quali invece non capiscono se una scarpa è ben fatta, ne capiscono il brand. E quindi nuovamente ritorniamo ma come facciamo a comunicare questo? Ed è la domanda iniziale, ma cosa facciamo? Andiamo verso le white shoes o no? Ci siamo posti il problema, ma qual è il mito fondativo dietro le white shoes? Il mito fondativo della funzionalità, della praticità, della comodità, del poter camminare tanto. Ecco, il mito fondativo che dietro le white shoes, di fatto, è il mito della conquista dello spazio. Cioè il tema della conquista dello spazio. E difatti, in tutta, diciamo, negli ultimi 150 anni, 200 anni, 300 anni, fatelo voi, gli eroi è chi conquista lo spazio. Che sia Marco Polo, che sia Amerigo Vespucci, che sia Cristoforo Colombo per parlare dei nostri, che sia Armstrong che va sulla Luna, che sia il Far West con i pionieri, l'eroe è chi conquista lo spazio. E quindi ci sta che delle scarpe che hanno questo mito fondativo, e quindi la conquista dello spazio per praticità e funzionalità, abbiano avuto grande successo. Però il vero problema oggi, noi abbiamo più difficoltà, oggi come oggi, a conquistare lo spazio o a dominare il tempo. Cioè, abbiamo avuto dei risultati nella conquista dello spazio? Direi di sì, no? Stiamo cercando di andare a colonizzare Marte, andiamo tranquillamente sulla Luna, andiamo a New York in 2 ore, se volete pagare 5.000 euro, abbiamo le video call, ci manca solo il come si chiamava la porta, Stargate forse, quella in cui passavi da una parte all'altra, cioè lo spazio invece abbiamo messo grande enfasi e siamo riusciti a dominarlo abbastanza. A conquistarlo abbastanza. Il tempo lo riusciamo a dominare? Siete riusciti ad avere 2 ore in più di tempo? Siete riusciti a dormire 4 ore di meno senza essere stanchi? Io credo che il tempo oggi sia diventata la risorsa veramente scarsa. E questo cosa ci porta a dire? Ma da un certo punto di vista le mie scarpe rispetto a quelle di Mirko, cosa ti prendo ad esempio, fondamentalmente dominano il tempo in maniera diversa, perché una scarpa brown shoes fondamentalmente ha uno stile che non passa negli anni ed ha una qualità che gli permette di resistere. E quindi è un prodotto che retoricamente può permettere di dominare parte del tempo, cosa che invece le sneaker che conquistano lo spazio forse non sono così in questo momento contemporanee. Abbiamo portato a questa riflessione, abbiamo detto, ma dal vostro punto di vista, che producete scarpe, il Made in Italy deve essere collegato al dominio del tempo e non più alla conquista dello spazio. Quindi non iperadattamento, non andiamo a fare tutti sneaker, neanche narcisismo. Dobbiamo in qualche modo riattualizzare l'idea dello stile di vita italiano, che non può essere ritornare a Anita Ekberg e Mastroianni, perché è anacronistico, ma lo dobbiamo riattualizzare facendo passare il concetto del dominio del tempo. Cosa hanno fatto di tutto? Penso sia una cosa semplice, giusto? Mi avete seguito? Dopodiché cosa significa? Disegnare delle scarpe che stressino questo, lavorare sulla comunicazione e via dicendo. Cosa hanno fatto? Hanno fatto un brand, una certificazione propria per la sostenibilità. Questo per dire che cosa? Per dire che
evidentemente non siamo riusciti a spiegarci. Questo è un grande tema, nel senso che noi abbiamo una cultura enorme alle spalle, abbiamo la capacità di impattare su quelli che sono gli stili di vita del mondo e alcune volte non riusciamo in qualche modo a utilizzarla, a sfruttarla. Faccio un altro esempio e poi chiudo, perché adesso mi fare i tempi. Bravissimo. Perfetto. Io arrivo da Udine, come il professor De Marchi dopo, Forza Udine. A Udine c'era quello che si chiamava il triangolo della sedia. Praticamente negli anni 80, 70, 80, stiamo parlando sempre di aziende artigiane, 7 sedie su 10 erano prodotte in 3 paesi, Budrio, Manzano, il terzo non me lo ricordo, e 4 sedie su 10 erano prodotte lì al mondo, quindi 7 su 10 in Europa e 4 su 10 al mondo. Era il paese con Manzano era il paese con maggior numero di Ferrari per abitante, non era Milano, Altamira Vicentina, era Manzano. Dopo 20 anni sono spariti tutti, è rimasto solo Calligaris praticamente, almeno di aziende che conosco io. Chi è che ha dominato il mercato? È arrivata per esempio Ikea. E uno dice, ma perché uno svedese viene a dominare un mercato che era nostro, tra Manzano, tra i mobili, Pordenone, Treviso. Andiamo a lavorare su Ikea. Uno dei mantra che ha permesso a Ikea di vincere la competizione è stato il concetto di aver risolto il paradosso tra ozio e negozio. Voi entrate in Ikea a perdere tempo e loro vi vendono sicuramente qualcosa. Il problema è che ozio e negozio non è un motto svedese. Cioè, questa è la cosa. Ozium e negozio è latino e noi ce lo siamo persi, non siamo riusciti a sfruttare le nostre risorse culturali per riuscire a produrre innovazione. Ecco, io vi auguro, attraverso questo abbecedario, non dico che troverete qui il modo per innovare i vostri prodotti o comunicare la vostra azienda, però credo possa essere un inizio per fare delle riflessioni che non siano solo come ridurre i costi o conquistare un nuovo cliente oggi, ma di riuscire ad avere una visione più ampia per riportare una proposta in primis culturale ai mercati che in qualche modo ci invidiano il nostro stile di vita. Grazie. Grazie. Caro Bagnoli, grazie professore. Utilizzo un po' una suggestione che lei mi ha dato qualche giorno fa, no? Il professor Bagnoli ha detto se l'innovazione è il mezzo, la sostenibilità è il fine, e allora andiamo al secondo asse che è quello della sostenibilità, e per parlare di sostenibilità abbiamo scelto la parola ecologia. L'ingegnere tamburellava con 2 dita sulla superficie del tavolo, il medio contro l'anulare, secco, regolare, come un impulso elettrico da smaltire. Poi parlò. La questione non è ambientale, è temporale. Una struttura che duri deve ridurre la propagazione di microfessure, resistere alla penetrazione di cloruri, tollerare lo scorrimento viscoso. Vogliamo parlare di creep? Parliamone, ma smettiamola con l'idea che basti disegnare un contorno e aspettarsi che regga. L'architetto aveva il volto contratto, la bocca appena piegata. Ogni tanto faceva scattare il pollice lungo il bordo del tavolo come un nervo a fior di pelle. Lei confonde la resistenza con la durata. Una cosa può reggere a lungo e intanto corrodere il mondo attorno. L'ambiente non è un vincolo, è un interlocutore. Bisogna costruire con materiali che respirano, che si degradano in armonia. Armonia, disse l'ingegnere con un mezzo sorriso. Parliamo di armonia mentre le fondamenta accedono al secondo ciclo di gelo-disgelo? E i materiali naturali che propone? Deformabilità fuori scala, coefficiente di rigonfiamento doppio rispetto al necessario. Mi mostri un diagramma di stress coerente, uno solo. La geologa aveva gli occhi larghi e lo sguardo lontano. Muoveva leggermente il mento, come se annuisse a pensieri che si rincorrevano l'un l'altro. Parlava meno, ma quando lo faceva, la voce era rasposa. Il problema non è la struttura, è il luogo. Costruite su marne plastiche, su calcareniti instabili, sopra faglie che nessuno mappa, e vi aspettate stabilità.
È come piantare una tenda su un ghiacciaio. Il ghiacciaio si può monitorare, disse l'ingegnere. Fino al momento in cui si muove, rispose lei. E allora? Scattò l'architetto. Sospendiamo tutto? Rinunciamo alla presenza umana, torniamo nei boschi, nei fiumi, come cervi? La geologa tacque un istante. Poi disse piano. Potremmo almeno imparare a non lasciare cicatrici. Belle parole, disse l'ingegnere. Intanto i giunti si irrigidiniscono e tra 20 anni, quando sarà ancora lì, chi si prenderà la responsabilità di una scelta poetica? L'architetto stava per controbattere quando un trillo elettrico si diffuse dagli altoparlanti. Uno scampanellio insistente che rimbalzava sulle pareti scrostate della sala. I tre si bloccarono. La luce al neon sopra di loro tremolò, gettando ombre lunghe sul pavimento crepato. Il suono si ripeté, e poi ancora. Dopo qualche secondo, la porta si spalancò e dal fondo del refettorio emerse una sagoma imponente, incorniciata dal bagliore lattiginoso del corridoio. La donna si avvicinò con un'andatura lenta e misurata. Il camice stinto che le aderiva al corpo come una seconda pelle, i bordi sfrangiati che strisciavano sul pavimento. Dalla cintura un mazzo di chiavi arrugginite dondolava con un tintinnio sordo a ogni passo. Si fermò davanti a loro. Il tintinnio delle chiavi cessò. Signori, è l'ora, annunciò con una voce che sembrava provenire da un luogo molto più profondo del suo petto. Aprì la scatola metallica che teneva in mano e rivolgendosi ai tre studiosi con offensiva familiarità disse: medicine. E poi ognuno torni nella propria suite. Gli incontri di gruppo sono terminati per oggi. L'ingegnere lasciò cadere la matita immaginaria. La geologa chiuse il blocco note che non c'era. L'architetto nascose velocemente il taccuino nella tasca della vestaglia d'ora. Intorno a loro il refettorio si animò di un brusio stanco. Sedie che stridevano sul linoleum, passi strascicati, un lamento soffocato in qualche angolo. L'odore di disinfettante si mescolava a quello di muffa che saliva dalle pareti, dove la vernice si staccava in grosse scaglie. Fuori dalla finestra, oltre le sbarre, il cielo era di un grigio uniforme. In lontananza le ciminiere degli inceneritori vomitavano fumo nero nell'aria immobile e i camion scaricavano il loro contenuto nelle fosse appena visibili all'orizzonte. Domani continuiamo, sussurrò l'ingegnere agli altri due, mentre la lunga fila di degenti avanzava lenta verso le celle 2 metri per 2. Ho quasi finito i calcoli per la sezione autosufficiente. La geologa annuì impercettibilmente, gli occhi fissi sul pavimento. Ho nuovi dati sulla rigenerazione del suolo. L'architetto non disse nulla, si limitò a toccare la tasca dove aveva nascosto il taccuino, l'unico luogo dove i suoi progetti potevano ancora esistere. Vedete la nostra storia, la nostra vocale, no? Avete notato la differenza? Questa è una storia che di fatto va a evocare tanti significati associati alla parola ecologia. Allora proviamo anche questi a metterli a terra parlando di sostenibilità e lo facciamo con Damiano De Marchi, professore e project manager di Fondazione Venezia, capitale mondiale della sostenibilità. Prendo anche il gelato che forse viene più comodo. Mi è stato chiesto di rappresentare e presentare Fondazione Venezia, capitale mondiale della sostenibilità. Questa fondazione è nata 3 anni fa a Venezia e che ha come soci fondatori la Regione del Veneto e il Comune di Venezia. Diciamo che più che presentare, partendo proprio dalla parola ecologia, come veniva citato prima, l'etimologia della parola stessa ci aiuta a presentare più che le attività o cos'è la fondazione. Lascerei, diciamo, a voi, ai motori di ricerca, ai chat GPT del caso, insomma, approfondire, perché utilizzate questi strumenti la cosa. Anche il parterre di membri che noi abbiamo, che sono i principali stakeholder
locali. Mi auguro, ho messo anche il braccialetto, diciamo, di Confartigianato, che appunto anche con Confartigianato inizi un rapporto che in realtà è già iniziato, proprio per averli tra i loro membri. Quindi lascerei più che, diciamo, raccontare chi siamo, raccontare uno dei nostri metodi di lavoro, proprio partendo dall'etimologia della parola ecologia. Io sono un economista, ho studiato allo scientifico, il mio greco è quello che è, oikos logos, il discorso sulla casa. Allora, intanto, diciamo, tralasciando nella giornata del Made in Italy qual è la casa di riferimento per un imprenditore artigiano. Probabilmente da professione di marketing mi verrebbe da dire che la casa è quella che porta più valore rispetto a quali sono gli interlocutori di questa organizzazione. L'Italia, l'Italy, il Veneto, Venice, Venezia. Tralasciando questo mondo qua, quello che mi sembra interessante condividere con voi è appunto che questa metodologia ci racconta che quando noi consideriamo l'ecologia, l'ambiente, siccome parliamo di sostenibilità, di cui è uno dei pilastri, l'ambiente è una casa, ovvero non possiamo, si diceva, interloquire con l'ambiente. Non possiamo interloquire con l'ambiente se non lo riconduciamo a chi vive in quell'ambiente. Non è un ambiente astratto, non è un ambiente ideologico o ideale, è un ambiente reale in cui noi dobbiamo rapportarci con quelle che sono le persone fisiche, giuridiche, le imprese che vivono in quell'ambiente. In questo modo qua riusciamo a far percolare all'interno degli obiettivi della Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità, che è la persecuzione, vabbè, ok, di un modello di sostenibilità integrata, quindi con tutti i pilastri della sostenibilità ambientale, economica, sociale e culturale, siccome stiamo parlando di Venezia. Ma anche poi per le imprese, per farle percolare all'interno di quelle che sono le strategie, all'interno di quelle che è l'operatività delle imprese, proprio perché riusciamo a relativizzare anche il valore che l'ambiente dà rispetto all'organizzazione o all'impresa in questo caso. Applicando ad esempio questa metodologia, cioè raccordandoci con quelli che sono i soggetti che vivono l'ambiente, anche Venezia stessa diventa una città molto più ampia rispetto a quella che noi abbiamo in mente. Banalmente noi stiamo studiando i dati alternativi, quindi non le fonti ufficiali, ma altre tipologie di dati che derivano dall'attività umana, e vediamo che Venezia si allarga a 16 comuni, più un inter veneziano, che è creato dal pendolarismo quotidiano delle persone che si muovono all'interno, diciamo, di un territorio che è molto più ampio del pesce, è molto più ampio della cesura lagunare, ma anche dei confini del comune, addirittura della città metropolitana, perché naturalmente, per chi conosce Venezia, insomma, Mogliano è sicuramente parte di quest'area, un'area, un nodo urbano, appunto parlando di Made in Italy, potremmo parlare di Made in Europe, che ha una rilevanza europea, perché conta più o meno 1 milione di persone presenti ogni giorno. Ritorniamo, diciamo, al tema della casa. Il tema della casa ci racconta anche, appunto, non solo qual è la nostra casa, ma anche quanto questa casa, in qualche modo, debba essere, appunto, relativizzata rispetto a quelli che sono gli agenti del territorio. E in questo caso potremmo tradurre che è importante per le imprese artigiane, mi permetterei di dire davanti a voi, insomma, che le imprese diventino un agente della propria casa, diventino un agente del territorio. Sia perché, diciamo, da questo, ed è, diciamo, credo, sentore comune, insomma, ne derivano stile di vita, valori da poter ritrasmettere nelle proprie produzioni, ai propri mercati, eccetera, eccetera. Ma anche perché stiamo parlando di un territorio che ha, alla sua, chiamiamolo così, legge 11 del 2013, come primo punto, un territorio in cui il turismo è parte strategica dello sviluppo economico e occupazionale di questo territorio qua. La vocazione turistica, non solo veneziana, anche se, come dicevamo prima, Venezia si allarga, il Veneto è dell'end of Venice proprio per questo, insomma. Non solo perché esiste Venezia, ma perché la vocazione turistica dei territori è molto più ampia rispetto anche alle potenzialità attuali
Che cosa significa per un'impresa? Da una parte prendiamo ad esempio quello che hanno fatto gli imprenditori e le imprese agricole, la multifunzionalità dell'impresa agricola ha proprio colto le opportunità che derivavano dal poter essere attrattore di turismo, di visita, e farne diventare un po' l'ozio, il negozio e l'ozio, modalità di, come dire, di nuovi sbocchi, proprio per la sostenibilità reale, economica, la sopravvivenza dell'impresa. Ma d'altra parte, ripeto, non solo una possibilità di avere delle, come dire, delle ricadute rispetto alla propria impresa, ma anche diventare appunto un soggetto del territorio che venga in qualche modo riconosciuto anche a livello più ampio. Il turismo ha bisogno di altre imprese, di altre tipologie di basi economiche, non solo a Venezia. Avere la possibilità di ampliare le basi economiche aiuta tutti i settori, e appunto diventando anche, in particolare per le imprese artigiane, uno sbocco di mercato che conta per il Veneto decine di milioni di persone, e stiamo parlando insomma di esportazioni in cui i costi di esportazioni sono a carico della persona stessa, perché lui che viene qua. Ecco, concludo diciamo appunto con questo ragionamento. L'idea di partire da queste parole, in particolare sul tema della sostenibilità, ci aiuta a rapportarci, a diventare, e a darci anche quasi un compito per casa, agenti del nostro territorio, sia perché noi stessi ne possiamo trarre vantaggio, ma per anche aiutare tutte le persone che stanno venendo nel nostro territorio a essere accolte nella maniera migliore. Grazie mille. Grazie a lei, ma noi andiamo avanti. Abbiamo scelto un quarto asse per andare a fotografare un po' il Made in Italy del 2025. Il quarto asse è quello della cultura d'impresa, e a questo abbiamo assegnato un'altra parola. La parola è Genius Loci. Nel 1953 l'antropologo Claude Lévi-Strauss visitò il villaggio di Belleau-sur-Mer in Madagascar. Osservò come i pescatori locali costruissero le loro imbarcazioni senza progetti, misurazioni o calcoli formali. I costruttori piantavano semplicemente dei pali nella sabbia e modellavano lo scafo attorno ad essi, usando come unico riferimento la curvatura naturale di certi legni che crescevano esclusivamente in quella regione. Quando gli ingegneri navali francesi analizzarono le imbarcazioni, scoprirono con stupore che questi scafi primitivi presentavano una resistenza idrodinamica inferiore del 14% rispetto ai progetti occidentali del tempo. Le barche, perfettamente adattate alle correnti locali e ai venti stagionali, incorporavano soluzioni che la fluidodinamica avrebbe scoperto solo 30 anni dopo. Il genius loci, ovvero lo spirito del luogo, non è una forza mistica, ma l'intelligenza accumulata di un luogo. Il modo in cui il vento, l'acqua, la luce, i materiali e le necessità umane creano nel corso di generazioni un linguaggio locale di soluzioni. È una concreta stratificazione di conoscenze che emerge quando una comunità dialoga sufficientemente a lungo con un territorio specifico. Ecco perché il Made in Italy non è semplicemente produzione localizzata in Italia, e perché il concetto di genius loci acquisisce in questo contesto una dimensione produttiva concreta che trascende la mera suggestione romantica. La produzione italiana di qualità si distingue per la sua capacità di incorporare l'intelligenza stratificata dei territori, trasformando caratteristiche geografiche, sociali, culturali in attributi tangibili dei manufatti. L'Italia, con la sua straordinaria varietà geomorfologica condensata in uno spazio relativamente ristretto, ha sviluppato nel tempo microsistemi produttivi fortemente caratterizzati. Il marmo di Carrara non è semplicemente un materiale estrattivo, ma il fulcro di un ecosistema di conoscenze che comprende tecniche sviluppate in risposta alle specifiche caratteristiche della pietra locale. Le botteghe carraresi
hanno elaborato nei secoli un'intelligenza collettiva capace di leggere le venature nascoste nel blocco grezzo, anticipando il comportamento del materiale sotto lo scalpello. Questa conoscenza incorporata si trasmette attraverso generazioni non solo come tecnica, ma come sensibilità culturale condivisa che informa ogni fase della lavorazione. Un fenomeno analogo si osserva nella produzione ceramica di Faenza o Deruta. Le argille locali, con le loro specifiche composizioni minerali, hanno determinato colori e smalti che sono diventati firme riconoscibili a livello internazionale. Qui il Genius Loci opera attraverso una complessa interazione tra materia prima, adattamento tecnologico e codici estetici che ci sono evoluti in risposta alle peculiarità geologiche del territorio. La dimensione del Genius Loci trascende però il determinismo geografico per includere la stratificazione storica delle competenze. A Biella, per esempio, la tradizione tessile plurisecolare si è evoluta incorporando tecnologie avanzate, mantenendo l'attenzione per qualità e sperimentazione materica. Ciò che distingue il Made in Italy è anche la capacità di trasformare i vincoli territoriali in opportunità espressive. Il design italiano del dopoguerra ha brillato per la sua capacità di convertire le limitazioni di un paese relativamente povero di materie prime in stimoli per soluzioni innovative ed eleganti, facendo di necessità virtù. Il Genius Loci del Made in Italy non è quindi una nebulosa aura spirituale, ma una concreta ecologia di competenze, materiali e sensibilità culturali geograficamente situate. Allora noi grazie Mirko, per raccontarvi l'intelligenza accumulata da un luogo abbiamo invitato la presidente dell'associazione Ville Venete, Isabella Collalto De Croix. Prego Isabella. La cultura di impresa. Bene, innanzitutto buonasera. È un grande piacere per me essere qui a celebrare oggi con voi la giornata del Made in Italy. In modo particolare ringrazio Confartigianato per questa iniziativa assolutamente straordinaria e ringrazio il professor Milisola che ci ha condotto in un mondo veramente meraviglioso. Del resto vi scuso già subito se massacrerò alcuni concetti che lei ha espresso in altro modo per un uso inappropriato dei termini. Ringrazio perché è veramente una giornata molto importante. Questo abbecedario è veramente un racconto creativo, ma contemporaneamente è anche la narrazione di tutto quella che è la concretezza di quel potenziale umano, di quel potenziale artigianale e creativo che solo una nazione come l'Italia sa dare. Ebbene, sono qui oggi in veste di presidente dell'Associazione per le Ville Venete e sono qui per parlarvi di cultura d'impresa e per fare questo desidero prendere quale esempio un modello particolare che è uno dei fenomeni, diciamo, più significativi del nostro nord-est, ovvero sia la Villa Veneta. Un modello che ha attraversato la storia, secoli di storia, anticipando anche diverse forme di impresa, anzi direi pure tutte le forme di impresa, dal commercio all'edilizia, alla creazione del paesaggio, dalla gestione del territorio alle innovazioni in agricoltura, anticipando poi un business model che è stato quello del miracolo economico del nord-est e plasmando in questo modo un'identità forte e contemporaneamente un profondo senso di appartenenza. Però partiamo dalle fondamenta, ovvero sia da ciò che anima profondamente questi luoghi. Come abbiamo sentito dalle parole mirabilmente pronunciate da Mirko Artuso, effettivamente il termine Genius Loci si riferisce allo spirito del luogo, si riferisce alla sua essenza, all'unicità, alla sua identità culturale, storica e ambientale. Ebbene, nelle Ville Venete il Genius Loci si manifesta attraverso l'armonia tra architettura, paesaggio e cultura.
e questo in un dialogo tra l'opera umana e la natura, in un concetto che praticamente abbraccia la bellezza, la storia e la cultura della nostra regione, rendendo, diciamo, queste architetture non solo dei luoghi di residenza e di abitazione, ma delle vere e proprie custodie delle tradizioni e dell'identità stessa veneta. Possiamo pensare che a partire dal momento in cui sono state realizzate nuove rotte dovute alla scoperta dell'America, dunque sono cambiate le rotte tradizionali, i commerci tradizionali della Repubblica di Venezia, ebbene a partire da allora il Genius Loci ha plasmato attraverso un linguaggio comune innanzitutto la casa agricola, la casa di produzione di quei beni di sostentamento dei veneziani. Successivamente però, con uno stile architettonico unico al mondo e una comunità lavorativa sia interna che esterna, ha dato vita ad un fenomeno ineguagliabile, che è quello della civiltà di villa. Ebbene, proprio in seguito a quegli eventi legati alla Lega di Cambrai, ricorderete forse che tra il 1508 e il 1509 tutte le potenze dell'epoca si erano alleate contro Venezia. Ebbene, finito questo periodo di guerre, l'intero nostro territorio friulano, veneto, ma anche parte della Lombardia, quella che attualmente è vista nella Dalmazia, tutti questi territori conobbero un cambio radicale della propria storia, perché era finalmente arrivata la Pax Veneziana, ovvero sia quella che ha dato vita, come dicevo, alla civiltà di villa, innescando una vera e propria cultura d'impresa dell'epoca, i cui echi, vedremo, risuonano ancora oggi. Effettivamente il patriziato veneziano ha portato con sé i propri valori, la cultura d'impresa, ha portato con sé i propri valori, le proprie convinzioni, un'innata sensibilità per la bellezza, ben diversa naturalmente da quelle case rustiche e rurali che aveva trovato nell'entroterra, nel quale aveva deciso di effettuare investimenti e di iniziare a produrre nuovi prodotti, avviando un'attività commerciale vera e propria. Dunque il patriziato veneziano trasformò queste case rurali facendo delle straordinarie costruzioni, ovvero sia dei gioielli architettonici, e qui basta pensare ai nomi di Palladio, Scamozzi, Longhena, e questi edifici straordinari vennero poi affrescati da pittori della statura di Tiepolo, Veronese, Zelotti, e tutto questo portando quei costumi della Serenissima, ancora una volta cultura d'impresa intesa come abitudini, convincimenti, un modus operandi di tutta una popolazione. Ebbene qui dunque arrivarono i veneziani in terraferma, la Repubblica Serenissima invitò tutti i castellani ad eliminare le mura di cinta, a buttare giù le mura dei castelli in modo da poter finalmente garantire questa Pax veneziana, visto che ormai garantiva una protezione. Però il Genius Loci, come abbiamo sentito, è anche una parte importante di interazione tra quella che è la materia e quello che è il territorio, la società. E questo naturalmente in termini sia funzionali che in termini estetici. Si tratta di una risposta a quella che è la peculiarità geologica del territorio, come abbiamo sentito. E qui vorrei farvi due esempi molto velocemente, molto concreti, di come la Repubblica Serenissima ha saputo gestire delle materie prime che sono delle risorse assolutamente fondamentali, lo erano all'epoca come lo sono ancora oggi. Da un lato abbiamo il legno che viene naturalmente utilizzato per riscaldarsi, la combustione, per le fornaci dei vetrai, per costituire le fondamenta della città di Venezia, per la carpenteria navale. Ecco, dovete pensare che già nel 1475 il buon governo della Serenissima decise di razionalizzare l'uso del legname, ed effettivamente questo è un concetto che mi sembra sia diciamo ateniesiano, è un concetto di sostenibilità al quale
si fa riferimento già a 500 anni fa, dunque una cosa impressionante, pensate al pubblico di Venezia quanto vedeva lontano. Un uso sostenibile, che potremmo forse, professore, definire ecologico, in termini più appropriati. L'acqua, il secondo elemento. L'acqua, il Consiglio dei 10 istituì il Collegio Solenne delle Acque, un organismo estremamente complesso destinato a gestire questo prezioso, e lo sappiamo bene, ecosistema estremamente delicato e lagunare. E questo consiglio venne istituito nel 1505, ovvero sia 500 anni fa. Ma questo è solo l'inizio, perché dietro a tutti questi, ai paesaggi, ai monumenti, alle bonifiche, alle architetture, ai cambiamenti legislativi, ritroviamo un'altra delle parole chiave del nostro abbecedario: humanitas. Ebbene, queste ville non erano solo delle residenze aristocratiche, ma erano anche dei centri di vita comunitaria. E spesso ospitavano, certo, feste, occasioni di rappresentanza, incontri, però erano la sede di attività agricole ed economiche, oltre che commerciali. Ed è questo, ritornando al concetto di cultura d'impresa, è estremamente interessante, perché solo attraverso le persone, solo attraverso la comunità, si può sviluppare una cultura d'impresa che abbia un ruolo veramente cruciale per i singoli lavoratori. E in questo modo le ville venete, aprendo alle loro porte agli artigiani, ai vetrai, ai maestri, agli artigiani di ogni tipo, in realtà mantengono un equilibrio e una ricchezza che non è solo economica, ma è anche sociale. Torniamo per ora al cuore della nostra conversazione, ovvero sia parliamo di cultura d'impresa. Che cos'è la cultura d'impresa? È quell'insieme di valori, di credenze, di abitudini, di comportamenti che caratterizzano un'azienda e svolge un ruolo cruciale sia per l'azienda stessa che però per i suoi singoli lavoratori. E le ville venete e cultura d'impresa, ma vi direte, ma non sono due concetti che in fondo non sono molto legati fra di loro? Come possono intersecarsi? Ebbene, si possono intersecare in tantissimi modi, e quello lo vedremo più avanti, ma soprattutto quando parliamo di valorizzazione del patrimonio culturale e di sviluppo economico. E qui non da ultimo riprendo molto volentieri quanto appena indicato il professor De Marchi, ovvero sia il turismo. Possiamo parlare in assoluta serenità, in assoluta libertà di turismo, se vogliamo che il nostro Veneto continui a portare le ville venete quale esempio straordinario di quella storia che è stata la storia di Venezia nel mondo intero. Ebbene, nel nostro abbecedario, nelle parole che sono state scelte per me, troviamo un'altra parola che è impresa. Ebbene, la Villa Veneta è sempre stata un'impresa. E all'interno della dimora pulsa effettivamente quella che è la vita di ciò che è stato creato da abili mani artigiane. Lo vediamo nei soffitti, gli stucchi, le barchesse, le finestre, tutto quello, la decorazione, i tessuti, tutto quello che possiamo immaginare facendo parte di una villa veneta. E questa naturalmente è quello che viene creato, che si vede all'interno della villa, però all'esterno della villa cosa troviamo? Altre forme di agricoltura, ovvero sia i saperi degli agricoltori, la vita agricola, tutte quelle che sono le attività legate ai prodotti per l'appunto nelle ville, che vanno dalla produzione di vino, tipicamente, all'olio d'oliva, al riso, persino la produzione attraverso i bachi da seta di seta. Dunque sono tutte attività estremamente diversificate. E un'altra cosa veramente particolarmente interessante è che non solo queste conoscenze, questi saperi artigiani si realizzano all'interno della villa, attraverso le campagne e l'agricoltura, ma anche in quell'arte straordinaria che è quella dei giardini. E a questo pongo una particolare attenzione. Abbiamo anche realizzato un progetto proprio sui giardinieri d'autore, qualcosa di particolarmente importante. Però la villa non è solo questo, la villa è molto di più, perché la villa è anche, nella
maggior parte dei casi, abitata dai suoi proprietari. Ebbene, i proprietari sono proprietari spesso e volentieri di generazione in generazione, oppure accade che i proprietari siano dei managers, dei nuovi gestori, oppure che siano anche dei rappresentanti dei vari comuni in cui si situano le ville venete. Certo, tutto questo è importante da ricordare perché i proprietari sono coloro che hanno spesso e volentieri, qualsiasi sia il tipo di proprietario o di gestore, hanno spesso e volentieri trasformato la villa in un'azienda dalle mille sfaccettature. Effettivamente ritroviamo dei musei, sono diventate locations per eventi, anche se non mi piace questo termine inglese che è veramente da condannare. Sono aziende agricole, sono agriturismi, sono luoghi nei quali si può soggiornare, nei quali c'è ogni tipo di attività. Per questo che ci piace molto il concetto di Villa Veneta come un concetto estremamente trasversale che tocca veramente tutti i campi. E queste ville trovano queste nuove funzionalità proprio per il fatto che è necessario mantenerle vitali da un punto di vista economico ma anche da un punto di vista sociale. E proprio come nonno Arturo nell'Abbecedario, le ville hanno bisogno di essere ripensate, di essere reinventate, hanno bisogno di essere salvate, hanno bisogno di essere passate alla generazione successiva, hanno bisogno di nuove idee. E tutto questo perché in realtà dobbiamo garantire loro un futuro. Se una villa veneta non ha un futuro, se una villa veneta viene abbandonata, ebbene questo è un fallimento, una sofferenza ovviamente per il proprietario, ma è un fallimento per il proprietario, un fallimento per la comunità e un fallimento per le generazioni successive. E proprio grazie alla cultura d'impresa la Villa Veneta deve riuscire ad affrontare quelli che sono i problemi, quelle che sono le sfide che i tempi impongono, come del resto è sempre stato. Vorrei utilizzare qui adesso un'altra delle mie parole, ovvero sia la memoria. La memoria, ognuno di noi ha un ricordo, io penso, legato alle Ville Venete. Spesso arriva qualcuno da me e mi dice: ma sa che mio nonno lavorava a quel vigneto, oppure mio zio è stato maestro vetraio e sa che aveva fatto i lampadai, eccetera eccetera. Per cui ciascuno in fondo ha questo tipo di ricordo, oppure anche in tempi diciamo più vicini a noi, attraverso attività anche che ci stanno forse, che ci sono forse più vicine. Basta pensare chi non ha fatto una gita scolastica in una villa veneta, chi non ha partecipato a un matrimonio in una villa veneta e chi non si è recato una domenica in visita in una villa veneta. Ebbene, queste sono solamente alcune delle memorie, sono delle memorie, se volete, che fanno parte, sono esogene, fanno parte di un mondo esterno, però c'è la memoria stessa della villa. La memoria, quella che viene da di dentro, quelle che raccontano una storia fatta di produzione quando si tratta di agricoltura, fatta di eventi sfarzosi, fatta di incontri di rappresentanza, ma è anche una storia di guerre, una storia di depredazione, di patrimonio, una storia di saccheggi. La Villa Veneta poi racconta un'altra cosa molto importante. È senz'altro una storia di onori, di sfarzo, una storia di brillante, diciamo pure, però è anche una storia di fatica. E qui ritroviamo un'altra delle nostre parole. Perché la fatica è quella di chi la Villa Veneta l'ha costruita, di chi l'ha mantenuta, di chi l'ha restaurata, di chi l'ha raccontata. È la fatica di passare alle generazioni successive questo capitale è estremamente importante, tanto importante quanto impegnativo. E diciamo che le ville, queste residenze sono delle residenze meravigliose, no? Storiche, ricche di storia, di arte, di cultura, però richiedono degli interventi costanti e costosi di manutenzione e di restauro proprio per poter affrontare il degrado causato dal semplice passare del tempo piuttosto che dagli eventi meteorologici, piuttosto che dall'inquinamento. Ebbene,
Come ben si dice nel nostro abbecedario, la fatica, riprendiamo questo termine, questa lotta continua, abbiamo l'esempio del pino, no? Del pino longevo, di cui abbiamo appena sentito la narrazione, ha trasformato la Villa Veneta, qui mi scusi professor Mirisola, ha trasformato la Villa Veneta in un simbolo di resistenza e resilienza, superando per l'appunto guerre, carestie, pestilenze, tasse, normative e vincoli soffocanti legati alla tutela del patrimonio culturale e tanto altro ancora. Eppure è sempre con passione e zelo, altra delle nostre parole magiche tratte dall'abbecedario, in uno straordinario lavoro di squadra, gli artigiani con la loro abilità e i proprietari come committenti hanno realizzato e tuttora realizzano oppure restaurano delle opere d'arte, restaurano gli affreschi, restaurano gli stucchi e tutti i vari dettagli, diciamo, architettonici che caratterizzano queste ville, che le rendono uniche, che le rendono affascinanti, contribuendo alla conservazione di queste straordinarie residenze e preservandone la storia e l'identità culturale. Io vorrei dire che, diciamo, il combattimento finisco subito, della lotta che portano avanti gli artigiani, permettete di associarvi assieme alle ville venete, sta proprio nel fatto di dover trasmettere queste conoscenze alle giovani generazioni, spesso di non avere un ricambio. Abbiamo visto il numero di imprese artigiane che spariscono, abbiamo visto le difficoltà delle ville venete. Ebbene, a guisa di conclusione vorrei prendere solo un'ultima parola, che è humanitas, ovvero sia raccontarvi che abbiamo avuto un'esperienza particolarmente interessante, questo è stato durante la mostra del cinema dell'anno scorso, in cui abbiamo presentato un docufilm. Ebbene, i proprietari, in una narrazione estremamente semplice ma vibrante, hanno fatto capire tutto quello che era il genius loci delle loro ville, lo zelo con il quale si apprestavano all'opera, la memoria, tutta una serie di elementi, quasi una specie di incrocio caleidoscopico come la realtà delle ville venete. Ebbene, ne è emersa da questa presentazione una immagine univoca della cultura d'impresa, fatta di valori, di abitudini, di consuetudini, di memorie, di preoccupazioni, ma fatta anche di speranze. La speranza di riportare al loro antico splendore queste nostre ville venete, che sono una parte fondamentale e irrepetibile del Made in Italy. Scusate se mi sono prolungata. In realtà, guardi, grazie. In realtà lei ci ha aiutato attraverso le sue parole, ha dato, se ci pensate, un esempio davvero vivo e vivido di che cosa significa adattare le parole che si trovano all'interno di questo abbecedario. Sono parole, sono scritte, ma adattarle davvero al territorio, ad una realtà, perché lei è riuscita a creare collegamenti con tantissime di queste parole, cercando anche di far capire che cosa significa poi, che cosa stiamo raccontando. Ma è proprio perché le ville venete sono estremamente trasversali, dunque si può parlare delle ville venete, qualsiasi sia l'argomento che voi vogliate propormi. Ebbene, avrò qualcosa da raccontarvi e che si riallaccia comunque alle ville venete. Grazie. E così come le ville venete, in realtà, il prodotto di ognuno di voi, ma di qualsiasi tipo di settore artigiano del Made in Italy, può essere raccontato al pari delle ville venete utilizzando degli agganci di queste parole. Quindi ogni prodotto potrà indossare queste parole e una volta indossate le potrà ovviamente portare in giro per il mondo, probabilmente con una struttura migliore, no? Con un vestito più strutturato, un vestito anche più bello. Quindi ecco, grazie alla Presidente perché ci ha dato un esempio calzante di che cosa significa poi adattare queste parole ai brand e ai prodotti dell'artigianato veneto e italiano. Andiamo all'ultima parola, l'ultima linea di racconto dell'artigianato 4.0, che è quella dell'internazionalizzazione, e per parlare di internazionalizzazione abbiamo scelto la parola che si trova nell'abbecedario alla lettera R, la rete. Prego Mirko. Sul finire del XIX secolo un botanico italiano di nome Giuseppe Gibelli si mise a guardare le radici delle piante col microscopio. Notò qualcosa di curioso. Dei fili sottilissimi, quasi trasparenti, si avvolgevano attorno alle radici, come piccole cuffie. Erano ife di funghi.
non le attaccavano, non le danneggiavano, ma vivevano insieme. Gibelli fu il primo a descrivere questa convivenza come una simbiosi. Oggi la si chiama micorriza, un'unione tra funghi e piante in cui entrambi traggono beneficio. Le piante offrono zuccheri, i funghi in cambio portano acqua, sali minerali, ma anche protezione contro la siccità o le malattie. Queste connessioni non restano isolate, ma formano una rete sotterranea che collega le radici di piante anche molto distanti tra loro. È questo il primo significato della parola rete. Non solo collegamento, ma scambio, equilibrio e protezione. Nell'ambito artigiano, come in altri, la rete è una condizione di esistenza. Nessuna attività vive davvero da sola. Ogni impresa è legata ad altre, da cui riceve materiali, competenze e domande. Alcuni legami sono strutturati, fornitori, clienti, collaboratori. Altri restano informali, suggerimenti tra colleghi, contatti che passano di mano in mano, informazioni che circolano senza passaggi ufficiali. Molte di queste relazioni si sedimentano nel tempo. La rete non si limita a connettere, fa circolare strumenti, pratiche, soluzioni, ma anche apprendimenti che non seguono percorsi formali. È in questo scambio che si diffondono innovazioni, che si testano approcci, che si affina il mestiere. Non esiste una regia, ma una prossimità operativa. Ci si osserva, ci si corregge, si adatta ciò che non funziona o che funziona. Ogni sapere per evolvere ha bisogno di movimento. Alcuni legami proiettano i singoli su un piano più ampio. Le reti di rappresentanza, come le associazioni, intervengono quando serve orientarsi, trovare interlocutori, superare soglie di accesso. Offrono continuità in condizioni che rischierebbero di interromperla. Come nella simbiosi tra radici e funghi, anche nel lavoro artigiano la connessione opera in profondità, alimenta e tiene insieme. La rete non si limita a connettere e fa circolare. L'ho segnato, è davvero meraviglioso, racconta tanto in poche parole. E il racconto ora noi lo affidiamo a Sebastiano Cattaruzzo, ricercatore dell'Università Ca' Foscari di Venezia, per raccontarvi che cosa significa fare internazionalizzazione oggi. Può scegliere quello che vuole, asta o microfono. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti, è un piacere intervenire qui. Ho deciso di partire con il mio intervento proprio dalla ultima immagine che ci è stata data appunto dalla lettura di Mirko, quella di queste connessioni sotterranee, perché in realtà tra biologia ed economia ci sono tantissime analogie possibili, c'è addirittura un sottocampo dell'economia che si chiama Evolution Economics, che proprio usa la biologia e queste analogie per studiare i fenomeni economici. Esattamente come gli attori del mondo vegetale, del mondo animale interagiscono tra di loro in maniera anche simbiotica a volte, anche i imprese artigiani si trovano perennemente coinvolti in queste reti che possono essere di varia natura, appunto possono essere reti cognitive, dove si scambiano appunto conoscenze, reti più operative, reti più materiali. In questo appunto abbiamo uno scenario molto complesso, uno scenario sicuramente multilivello, in cui per esempio lavoratori interagiscono all'interno di un'impresa, le imprese interagiscono all'interno di un'associazione, che a loro volta interagiscono all'interno di un territorio. Uno scenario molto complesso e multilivello, ma in cui appunto la parola rete ci permette di darci un volto. Ed è proprio osservando questo volto che mi è venuto in mente di parlare dell'internazionalizzazione, soprattutto del cambiamento che sta avendo l'internazionalizzazione in questi anni, quest'ultima decade quantomeno. Siamo di fronte a un passaggio chiarissimo da quello che è chiamata una volta l'economia materiale, quella in cui appunto i flussi di beni materiali erano quelli che caratterizzavano la ricchezza e che decidevano un po' chi sarebbero stati vincitori e chi sarebbero stati perdenti nella competizione. A un passaggio che ci porta alla cosiddetta knowledge economy, un'economia della conoscenza. Questi sono i flussi di conoscenza invece a determinare vincenti e perdenti della globalizzazione e della competizione come processo. Con questo i flussi di conoscenza hanno due caratteristiche molto molto forti. In primis sono molto polarizzanti,
sono polarizzati già di partenza, nel senso che le conoscenze tendono a risiedere nei grandi centri urbani, vicino alle grandi università, vicino alle grandi istituzioni, vicino alle capitali, e sono anche polarizzanti, perché più conoscenza si ha, più si è in grado di produrre, più si è in grado di innovare, più si è in grado di inventare. Tutto questo, soprattutto in uno scenario in cui la deindustrializzazione ha abbastanza coinvolto i nostri territori in diverse forme ovviamente, ma è qualcosa con cui dobbiamo sicuramente fare i conti, ci porta anche a guardare l'internazionalizzazione in una maniera diversa. L'internazionalizzazione è sempre stata studiata, il commercio internazionale, guardando principalmente all'export manufatturiero. L'export manufatturiero in realtà negli ultimi 5, forse anche 10 anni, ha raggiunto quello che potremmo chiamare un plateau, nel senso che è difficile a livello aggregato, a livello mondiale, aspettarsi che ci siano forti aumenti nella quantità di merci scambiate. Ci saranno sicuramente riallocazioni, ci saranno sicuramente saliscendi, ci sarà sicuramente un periodo di incertezze come stiamo vedendo ora in questi giorni, ma è difficile immaginarsi una crescita indistinta di questo fenomeno. È quello che l'economista Paul Antrax dell'Università di Harvard ha chiamato la cosiddetta globalization, appunto, dopo una grandissima fase di globalizzazione molto molto intensa, spinta anche dalle rivoluzioni industriali e da tutte le rivoluzioni tecnologiche che hanno seguito. Siamo nella cosiddetta globalization, appunto una fase in cui non ci si può aspettare una crescita così forte delle esportazioni. In questo, un fenomeno in cui sembra un orizzonte che va in qualche modo restringendosi, in realtà c'è anche un orizzonte che si allarga, perché ci sono almeno 2 elementi che prendono un'importanza fondamentale. In primis, la densità dei legami all'interno della rete. Cos'è la densità dei legami in una rete? Poniamo un'impresa al centro di una rete. I suoi legami dal punto di vista dei mercati internazionali sono i paesi verso cui esporta, o, andando ancora più in maniera disaggregata, i singoli clienti verso cui esporta. Bene, averne di più, essere in grado di diversificare, quindi intensificare la densità dei propri legami, è sicuramente la prima risposta che permette in qualche modo di difendersi da tutte queste turbulenze. Anche qui appunto abbiamo un cambiamento di visione dal punto di vista economico. Se prima si è sempre spinto per aumentare il volume delle esportazioni, adesso forse la stabilità in realtà ha un suo senso, ha un suo perché. E la stabilità si raggiunge proprio grazie alla diversificazione. In secondo luogo siamo di fronte alla cosiddetta servitizzazione, o almeno il vecchio nome che si dava al fenomeno della servitizzazione, ma in generale c'è una compenetrazione sempre più forte della manifattura di beni veri e propri e dei servizi digitali, del mondo digitale, con tutto quello che ne consegue, una specie di, appunto, forzando un po' il percorso, una specie di sinestesia tra materiale ed immateriale, tra dati e sentimenti. Pensiamo anche soltanto, per esempio, all'utilizzo dei big data per fare previsione delle vendite o all'utilizzo del sentiment online per capire appunto l'impatto di determinate azioni. Tutto questo in realtà ha dei risvolti molto, molto pratici che essenzialmente consistono nella forte importanza che hanno le tecnologie abilitanti, le tecnologie digitali. In questo, proprio per portare qualche esempio che si porta un po' più a terra nella mia discussione, per esempio, appunto io sono veneziano, come forse si può sentire, a Murano l'arte vetraria è fortissima, ancorata a una fortissima tradizione, appunto, che è stata in grado di costruire su conoscenze accumulate nel tempo, è stata anche in grado di portarsi avanti, per esempio utilizzando la realtà virtuale, che permette attraverso applicazioni specifiche che si possono installare nei propri telefoni di visualizzare come appare per esempio un lampadario di Murano, un vaso in vetro di Murano nelle proprie case. Questo permette anche a un cliente potenzialmente lontanissimo, che potenzialmente neanche metterà mai piede nell'isola di Murano, di visualizzare con occhio come un possibile acquisto di un possibile manufatto da Murano potrebbe presentarsi nella propria casa. Questo è un semplice esempio, ma di come appunto queste nuove tecnologie ci permettono di essere presenti in qualche modo dappertutto. E da un lato questo ovviamente ci porta dei grandi vantaggi, da un lato ci porta anche la competizione globale, appunto, perché ci troviamo a fronteggiare attori da tutto il mondo. Quindi proprio l'uso di queste tecnologie nella maniera più appropriata possibile è ciò che ci può permettere di distinguerci e di caratterizzare i nostri prodotti in qualche modo. In che modo? Sicuramente si tratta di tecnologie molto specifiche dal punto di vista settoriale, che non si può immaginare che ci siano tecnologie panacea che vanno bene per tutte le imprese che operano in tutti i settori. In secondo luogo sono tecnologie che hanno ovviamente degli ostacoli anche nella loro adozione, degli ostacoli dimensionali per esempio. Non si può immaginare che una tecnologia che va bene
per un'impresa da 250 dipendenti vadano bene anche per un'impresa da 3 dipendenti o da 5 dipendenti. Tutti questi elementi sono elementi che fanno sì che ci debba essere una continua interazione appunto tra i vari livelli, ma soprattutto tra le imprese e i territori. In quanto appunto parte di una rete non possiamo considerarci individui, dobbiamo considerarci incorporati nei nostri territori. I territori devono supportarci e noi dobbiamo cercare di fare rete e supportare possibilmente a nostra volta i territori. Volendo ricordare un esempio un po' démodé, diciamo, della storia della manifattura italiana, mi vengono in mente i distretti industriali. Grande successo, in realtà probabilmente una delle politiche industriali più di successo nella storia dell'industria italiana, studiato sotto tantissimi aspetti. Adesso semplicemente due elementi caratterizzanti che mi vengono in mente da nominare delle filiere erano in primis, e delle filiere dei distretti italiani, erano in primis le filiere di approvvigionamento, quindi il fare rete localmente, assicurarci di avere diversi fornitori che si possono sostituire tra di loro potenzialmente in caso di necessità, il fatto di scambiarsi conoscenze, il fatto per esempio del job pooling anche, il fatto di poter mettere un territorio al servizio di un settore industriale specifico. In questo modo il territorio può creare capitale umano che vada bene alle imprese, che possa contribuire positivamente alle imprese che hanno bisogno di competere in questa fase così complicata. Ora, non chiedo certo un ritorno ai distretti industriali, sarebbe alquanto vintage, quantomeno, anche forse fuori luogo, ma per cercare di replicare un approccio simile, sulla stessa linea in qualche modo, semplicemente quello che voglio che vorrei che emerga da questo mio intervento è che non è più sufficiente investire in macchinari per sé e semplicemente per l'efficientamento o la minimizzazione dei costi, ma diventa sempre più imperativo investire nel capitale umano, nella sua creazione, nell'accumulazione e anche nel essere in grado di trattenere questo capitale umano all'interno delle aziende. Essenzialmente quello che vorrei dire è che la competitività appunto non passa più per ragionamenti di massimizzazione dell'efficienza, minimizzazione dei costi, che restano sicuramente importantissimi all'interno dell'azienda, ma non sono più sufficienti per competere. L'accumulazione di capitale intellettuale è forse la vera via per competere in maniera unica al mondo e contro tutti gli attori globali che troviamo. In tutto questo il futuro è sicuramente intangibile e incerto, ma sarà molto concreto per chi saprà impadronirsene. Grazie. Grazie Sebastiano Cataruzzo. Beh, insomma, di incertezza sul futuro ormai abbiamo imparato a masticare la parola incertezza, no? Stiamo vedendo che cosa sta accadendo, quindi è una parola con cui stiamo iniziando ad avere a che fare, ma navigare nell'incertezza avendo delle basi solide, dei minimi comuni denominatori come possono essere queste parole che devono tornare, devono essere dei punti di riferimento per chi fa impresa e chi fa impresa nel mondo artigiano potrebbe essere importante, potrebbe essere la scialuppa quando c'è la tempesta, no? Aggrapparsi a queste parole che sono le parole fondanti del mondo artigiano e quindi ritrovarle quando magari si sono perse lungo il cammino, perché il cammino è un cammino di fatica. Torno alla parola fatica che ha citato Beniamino Mirisola, perché è una parola che insomma, personalmente ha appassionato anche me e se non sbaglio, Presidente, la invito qui con me, so che è una parola che ha appassionato in qualche modo anche lei. Torno ad invitarla qui perché è arrivato il momento di tirare un po' le fila e io vorrei farlo con lei, citando in qualche modo questa parola fatica e poi chiedendo ai territori di arrivare qui e raccontarci magari quali sono le parole che li hanno colpiti di più, cercando di disegnare una sorta di geografia del Made in Italy. Perché la parola fatica l'ha colpita, Presidente? Ma mi ha colpito perché in effetti leggendo, mi sono letto nel nostro abecedario quella parola, tra le altre ricalca molto quello che siamo noi artigiani, ma soprattutto, come lo diceva anche la Presidente, la fatica è qualcosa che riguarda un po' tutti e che ognuno sa calare apprezzandola e rivitalizzandola. Nel caso nostro del mondo dell'artigianato rappresenta veramente quello che viene raccontato di questo albero, di questo pino delle montagne della California, ma soprattutto quello e quindi la difficoltà che questo pino fa per crescere. Ecco, riguarda la stessa difficoltà che i nostri padri, ma anche noi stessi, facciamo quotidianamente come difficoltà
per destreggiarci tra quelle che sono le difficoltà di un'economia difficile. Basti pensare a questi giorni, dazi sì, dazi no, cioè sembra giocare ai dadi più che giocare con un'economia mondiale, dove la globalizzazione sembra sparita, dopo torna. Insomma, è molto strano, dobbiamo dire, che oggi come oggi, nel 2025, si arrivi a questo punto. Però al di là di questa realtà, perché purtroppo è realtà, il mondo artigiano deve sapersi destreggiare, deve saper vincere queste difficoltà, e quindi fare quella fatica che, devo dire, è insita un po' nel nostro carattere, nel nostro essere artigiano. E quindi per questo motivo, insomma, mi ha colpito molto, ma devo dire anche un po' tutte le parole, quindi vorrei ringraziare ulteriormente per l'abecedario, che questo formato poi piccolo, ma soprattutto a me sembra di avere il classico bignami dei tempi di quando si andava a scuola noi, insomma, di un consumo veloce, ma che era quasi essenziale, perché in effetti trovavamo quello che ci serviva. Ecco, con questo senso significato io vorrei ringraziare tutti i relatori, ringraziare ancora Tiziana, Eddie e Alvise, ma soprattutto ringraziare anche il nostro presidente nazionale, perché ha creduto su questo progetto, e sono convinto che questo progetto parte dal Veneto ma raggiungerà tutte le province e le regioni, perché è un aspetto dove l'artigiano con la cultura vuole guardare avanti, quindi non è solamente il classico ciabattino, dico io, e quindi la cultura un po' vecchia dell'essere artigiano, ma l'artigiano come nuova cultura e un lavoro che deve attirare i giovani. Ecco, io penso che questo cambio in maniera diversa, io penso che quindi il valore dobbiamo guardare anche sotto l'aspetto dei giovani che devono partire dai banchi della scuola per sapere i significati, per apprezzarli, e quindi non è solamente andare a lavorare in qualche grossa azienda, ma è fare l'artigiano, collaborare in un'impresa artigiana, diventare artigiano e quindi insomma avere quel valore aggiunto che il nostro Veneto ha per la sua stragrande maggioranza, ma che soprattutto questo abecedario e questa giornata vuole esprimere in tutti i modi. Che poi tra l'altro sono giovani, se notate, che hanno proprio voglia di riscoprire questa autenticità, cioè questo trend incredibile che ci racconta giovani un po' diversi, no? Che hanno bisogno di riscoprire questa autenticità e scelgono anche altre tipologie di lavoro che riportano al lavoro artigiano, però magari con le nuove tecnologie, aiutando loro a sviluppare nuove competenze e quindi ad applicare la creatività, poi insomma gli strumenti che abbiamo, che fortunatamente il progresso ci ha consegnato. Facciamo un po' la geografia, Presidente, siamo in chiusura del Made in Italy, però ci piaceva l'idea di dare la parola ai territori affinché potessero in qualche modo un po' raccontarci il loro Made in Italy, su quali sono i punti di forza e quali sono i punti su cui insomma magari si può lavorare per farlo tutti insieme. Allora io vado rigorosamente in ordine alfabetico. Loris Bagliana, prego. Confartigianato Imprese Marche Trevigiana, buongiorno, grazie. Io so che lei l'ha spulciato l'abecedario, ha voglia di leggerci qualcosa rispetto alle riflessioni che ha fatto. Diamo davvero brevemente la parola a tutti voi perché insomma il Made in Italy ovviamente è territorio ed è il racconto anche di un territorio. Devo dire che sono particolarmente emozionato perché io lavoro con le parole, quindi questo è il mio mestiere e l'ho mantenuto artigiano, battagliando anche con l'INPS. Quindi ho fatto 7 anni di battaglie legali perché chi lavora con le parole e poi con le immagini, quindi usa le mani, possa definirsi artigiano. Quindi sono particolarmente emozionato che la mia associazione oggi comincia un'era nuova, davvero, perché oggi non abbiamo sentito retorica, abbiamo sentito profumo di quello che verrà, profumo di futuro. Sarà questo? Non sarà questo? Però questa è la strada che noi dobbiamo iniziare. Se mi consentite, io volevo leggere tanta roba, ma mi hanno detto che è giusto.
la quantità è quella giusta. La quantità è quella, in caso io la stoppo, io sono qui come un sergente, Presidente. Bene, per descrivere il Made in Italy della marca trevigiana si guarda al mondo delle calzature, dell'abbigliamento, dell'arredamento. Questi sono i simboli di eccellenza nello specifico campo. Negli ultimi anni ognuno di questi settori ha attraversato una serie di metamorfosi. In alcuni casi le nostre imprese hanno saputo rispondere con prontezza e creatività straordinarie. In altri casi la via della delocalizzazione, che noi la conosciamo molto bene, si è mostrata come la strada maestra per mantenere competitività. Il genius loci di queste aziende, delle nostre aziende, è la capacità di fare sintesi delle soft skills generate dalle competenze diffuse. Quindi l'abbiamo detto in maniera così chiara che è assolutamente, dimostra che è assolutamente condivisibile. La cultura del lavoro come spirito imprenditoriale, doti che appartengono a chi guida l'azienda, ma anche a chi vi lavora, con il gusto del bello, della fiabilità, del ruolo sociale delle imprese, che l'abbiamo intravisto anche oggi. L'uso di materiali trasversali, all'avanguardia di scelte estetiche, ma anche una dichiarazione di intenti, una responsabilità verso la funzionalità e la sostenibilità, abbiamo detto in maniera strachiara, perizia di fondere la materialità del prodotto con elementi immateriali, come il design coniugato sull'esperienza del consumatore, anticipando l'attuale marketing esperienziale. Non si parla che di questo oggi, noi l'abbiamo sperimentato, sono già molti anni che lo stiamo sperimentando. A produrre ormai siamo in grado tutti, quello che ci distingue è la capacità davanti a un problema di trovare la soluzione. E questa è una parola che non abbiamo scritto, però tu l'hai citata, Presidente, un paio di volte, l'ho sentita dai relatori. Questa è l'estrema capacità che hanno gli artigiani. Se c'è un problema, l'artigiano trova la soluzione, qualsiasi essa sia, ma trova la soluzione. Alla fine il prodotto esce come deve uscire. Questa è ad una necessità di mercato. Io come lo risolvo? Prima è molto meglio degli altri, senza cedere tecnologia, che l'abbiamo detto in maniera chiara, non banalizzando come facciamo a volte a ogni nuova intuizione. Noi siamo detti, sì, vabbè, insomma, è una roba normale. No, non è normale. Brevetto. Gli americani respirano e brevettano. Questo è estremamente importante, quello che abbiamo ascoltato oggi. Per questo abbiamo bisogno di essere costantemente creativi, ma non basta. Dobbiamo giocare in squadre, aiutando ogni imprenditore a capire che la dimensione dell'azienda conta, la dimensione di stare insieme, più imprese, insieme magari alla politica e insieme alle parti sociali. Grazie davvero Presidente per quello che ho ascoltato. Grazie a lei, grazie mille. Allora noi adesso andiamo a Vicenza con il Presidente Gianluca Caviona. Eccoci. So che si è preparato anche lei, Presidente. Buonasera. Niente domanda, Allora, io so che anche lei l'ha letto, ma tra l'altro andiamo a Vicenza ci sono diciamo delle eccellenze, dall'oreficeria a tutto il tema legato insomma alla concia, avete un valore aggiunto molto importante, mai come in questo momento insomma sottoposto alle famose tempeste di cui stavamo parlando. Io so che anche lei in qualche modo ha provato ad associare qualche parola di questo nostro abecedario per provare a raccontare il territorio vicentino. Prima di leggere gli appunti che mi ero preparato, però volevo una piccola considerazione che emerge proprio da questo pomeriggio con un tema molto importante e che mi lascia un po' basito, perché vedendo le situazioni geopolitiche che sono accadute in questi ultimi periodi, aver individuato questa data del 15 aprile per festeggiare la ricorrenza del Made in Italy cade proprio a pennello. E dico questo perché penso che l'economia del mondo non possa essere basata sulle dichiarazioni di un presidente. Una volta l'economia era basata sui dati veri, su fatturati, su occupazione. E mi sembra strano che parlando di globalizzazione oggi siamo in balia di una persona che può cambiare le strategie dei mercati. Ma mi avvicino a questa è la mia piccola considerazione. Grazie Presidente. Il Made in Italy a Vicenza è caratterizzato da distretti e categorie di eccellenza che vanno dall'oro alla ceramica, dalla pelle alla moda, dall'alimentazione alla meccanica.
mestieri che esportano in tutto il mondo e che fanno di Vicenza la terza provincia nazionale e la prima in Veneto per esportazione. I prodotti dei nostri artigiani sono apprezzati in tutto il mondo per la qualità, per la precisione, per la passione e per la creatività. Un lavoro che mette insieme l'entusiasmo e il rigore, quel concetto di zelo che ben rappresenta lo spirito artigiano e che è stato declinato tra le 21 voci di questo abecedario presentato oggi. La grande sfida contemporanea per il Made in Italy sarà sicuramente quella di efficientare i processi ed essere meno energivori nella realizzazione dei prodotti. Questo per poter essere sempre più competitivi in un contesto economico dove la produzione è sempre più standardizzata e meccanizzata. Efficientare i processi senza però perdere quella personalizzazione del prodotto, perché l'artigianato non conosce la standardizzazione, si basa sull'ingegno, sulla creatività e sulla relazione dell'uomo, riprendendo quindi il concetto di humanitas coniato dai latini più di 2000 anni fa e che esprime appieno i valori fondanti dell'artigianato oggi e da sempre. Questi valori, insieme alla tenacia e alla capacità repentina che hanno le nostre aziende di adattarsi ai cambiamenti, faranno sempre la differenza anche in un contesto di politica economica globale incerta come quella attuale. In che modo? Grazie alla creatività e all'impegno nel creare e diversificare prodotti e opportunità, anche in nuovi contesti di mercato internazionale. Grazie Presidente. Grazie. Continuiamo il nostro viaggio, allora andiamo a Padova con il Presidente Gianluca Dall'Aglio. Prego Presidente. Buonasera a tutti, grazie Roberto per l'opportunità che ci ha dato, grazie al direttore Pettenuzzo per l'organizzazione. Però guarda, io ci tengo a leggere l'intervento che mi ha preparato e ringrazio per questo la dottoressa Silvia Bedulli, ci tengo a leggerlo perché all'interno, chi avesse voglia di ascoltare, troverà alcune parole che abbiamo sentito oggi. Parlare di Made in Italy nel territorio padovano significa raccontare una storia di eccellenza, ma anche di grande consapevolezza rispetto alle sfide che abbiamo davanti. Il nostro punto di forza più grande è la qualità del saper fare, un patrimonio che nasce da una cultura del lavoro tramandata nel tempo, ma che non si è mai chiusa su se stessa. Al contrario, l'artigianato padovano è curioso, aperto e in costante dialogo con il cambiamento. E non è un caso che tutto questo avvenga in un territorio che ospita una delle università più antiche e prestigiose del mondo. L'approccio al sapere, alla ricerca, all'innovazione è lo stesso nelle aule universitarie come nelle botteghe e nelle imprese. È questo legame tra cultura e azienda che arricchisce il nostro Made in Italy. Oggi questo dialogo trova nuova forza nel digitale, una trasformazione che non sostituisce la manualità, ma la potenzia, la mette in connessione con il mondo. Quando il saper fare incontra la tecnologia, nascono prodotti unici, imprese più competitivi e processi più sostenibili. Per portare avanti questa visione abbiamo ideato per esempio Digital Artifacts, un festival che racconta ai giovani e agli imprenditori come si possa innovare senza snaturare la propria identità. La seconda edizione, che si è conclusa da poco, ha confermato quanto ci sia bisogno di futuro nel nostro tessuto produttivo. Se c'è una criticità è la difficoltà di trasformare questo enorme potenziale in sistema. Abbiamo eccellenze straordinarie, ma spesso faticano a fare rete, a condividere strumenti, a parlare con una voce sola. È su questo che, come associazioni, dobbiamo lavorare. Creare connessioni, contaminazioni, occasioni di crescita comune anche tra generazioni. Il Made in Italy è forte quando non è solo un'etichetta, ma un impegno mantenuto di qualità, etica del lavoro, bellezza che nasce dalla competenza. E sta a noi, insieme, trasformare questo impegno in un percorso di crescita condivisa per imprese, persone e comunità. Grazie. Grazie a lei Presidente. Grazie.
meraviglioso che ci ospita con Siro Martin, presidente di Confartigianato Imprese Città Metropolitana di Venezia. Grazie a lei. Grazie per l'invito, grazie per la manifestazione, ma procedo subito anch'io alla lettura come i miei presidenti che mi hanno anticipato. La parola che c'era stata assegnata è quintessenza e su questa noi abbiamo elaborato questo testo. Se l'artigianato è la quintessenza del Made in Italy, Venezia è di certo la quintessenza dell'artigianato. Qui abbiamo creato le perle veneziane ed il vetro di Murano. Qui abbiamo imparato a trasformare le sete più preziose. Qui, nella piccola isola di Murano, tradizioni secolari di pesca e quindi di trasformazione poi e dell'elaborazione e della riparazione delle reti ha saputo evolversi per produrre i merletti più famosi al mondo. Qui la più grande fabbrica preindustriale e quindi l'arsenale che sfornava un'imbarcazione al giorno, tutto questo grazie alle conoscenze, competenze e ingegno di migliaia di artigiani e di artigiane, le velere. Questo dobbiamo ricordarci, il primo esempio anche di emancipazione femminile. Qui nasce, è già stato detto questo, nasce il principio moderno della sostenibilità. È stato detto prima dalla Presidente Collalto, perché Venezia vive sugli alberi. È vero, ha fatto questo editto, questo progetto di governo, già nel 1400, ma non solo perché gli servivano fare remi, barche, imbarcazioni, ma perché aveva capito che già nel 1400 questo disboscamento prolungato e privo di regole stava provocando dei dissesti idrogeologici e quindi ha incominciato a normare in maniera molto severa il taglio degli alberi. Però, come possiamo dire, non siamo sicuramente narcisi perché l'opera idrogeologica più importante degli ultimi 20 anni è ancora stata realizzata a Venezia con il Mose, quindi si è evoluta. Questo era il Made in Italy della Venezia di un tempo, ma la cosa straordinaria è che lo è anche quella di oggi, perché molte di queste realtà ancora esistono, altre hanno saputo evolversi, come l'Arsenale, che da una quintessenza di un prodotto è diventata la quintessenza dei servizi. È stato citato anche prima, perché anche i servizi fanno parte del Made in Italy, non solo il prodotto. E infatti è diventata una sede dell'artigianato estremamente importante come Salone dell'Arte Artigianato, ma anche della cultura artigiana attraverso la Biennale. Siamo unici, sicuramente, ma tutti i sistemi, diciamo così, unici sono purtroppo anche fragili. Questo è un tema che dobbiamo tenerlo ben presente e qua chiudo con un'altra parola che le racchiude tutte queste, che è Confartigianato. Confartigianato dovrà trasformare questa fragilità in forza, accompagnando queste eccellenze in un futuro fatto di imprese, di donne, di uomini, di competenze, di intuito, di dedizione, ma anche di trasformazione, innovazione, sostenibilità e tutela. Un futuro che sarà tanto radioso quanto noi sapremo essere concreti, rimanendo uniti e vicini alle imprese artigiane, raccontando con passione quanto sia stato straordinario il loro passato, attrattivo il loro presente e quanto sarà entusiasmante il loro futuro. Grazie. Grazie Presidente per il suo contributo. Voliamo nelle terre alte ora e chiedo a Claudia Scarzanella, Presidente Confartigianato Imprese Belluno, di raggiungerci. Il suo territorio, tra l'altro, insomma, che sta vivendo una fase di vitalità incredibile grazie alla sollecitazione e alla spinta delle Olimpiadi. Grazie. Buonasera a tutti e grazie. Noi abbiamo scelto come parole orizzonte e progetto. L'orizzonte è la linea apparente che separa la terra dal cielo. Che il punto di osservazione sia a valle o in cima alla montagna non è facile vedere l'orizzonte ed è per questo che l'introspezione, l'orgoglio e la tenacia diventano elementi essenziali del montanaro per andare oltre gli ostacoli sensoriali. Questo atteggiamento diventa opportunità, desiderio di riscatto e volontà di lasciare un'impronta indelebile che possa fondersi tra la materialità della terra e l'immaterialità del cielo. Terra dalla natura rigogliosa e ricca, portatrice di bellezza e mistero, cielo blu cobalto che guardandolo fa tendere all'infinito.
ma anche terreni impervi, aspri, ripidi e dissestati, inverni lunghi e malinconici, vette che dominano senza scendere mai a compromessi. È tra queste emozioni profonde che gli artigiani bellunesi realizzano ogni giorno prodotti intrisi di un orizzonte immaginario che li proietta verso sfide sempre più elevate. Ed è certamente una grande scommessa e un'opportunità il progetto di rilancio di questo territorio attraverso l'evento olimpico Milano Cortina. Vetrina internazionale e occasione irripetibile di un faro sulla bellezza di terra, cielo e artigianato. Mi piacerebbe che cogliessimo l'occasione per fondere le eccellenze dei nostri territori in un unico progetto da mostrare al mondo. Artigiani e artigianato al centro, per lanciare forte il messaggio che il Made in Italy è la potenza di persone e luoghi che modellano fino a fondere arte e saperi, cultura e tradizione, futuro e visione, innovazione e tecnica, intelligenza e creatività, eccellenza e qualità, unicità e bellezza. Grazie a lei Presidente per il suo contributo, grazie. Allora il nostro viaggio continua, andiamo nel Polesine con il vicepresidente Ernesto Spinello. Buonasera, grazie. Grazie a tutti. Intanto volevo ringraziare perché secondo me questo abecedario diventerà un vademecum, un faro a cui guardare ogni volta che nelle nostre aziende penseremo un po' di creatività e probabilmente anche alla promozione delle nostre aziende. Sarà una pietra miliare da sfogliare tutti i giorni. Ecco, il Polesine, se dovessimo associarlo ad una parola dell'abecedario, è una provincia in stretta e viscerale relazione con l'ecologia. Immersa tra i due più grandi fiumi d'Italia, Adige e Po, è una lingua lunga e stretta che sfocia nel suggestivo delta del Po. In questa terra fertile l'artigianato ha sempre operato in armonia con la natura. Le nostre aziende, spesso a conduzione familiare, hanno sviluppato filiere agroalimentari orientate al biologico e alla sostenibilità, valorizzando la vocazione rurale del territorio. Questo impegno si riflette anche nel turismo esperienziale e naturalistico, con percorsi ciclopedonali lungo gli argini, itinerari tra ville e valli, abbazie e santuari. È un mosaico di eccellenze artigiane, anche innovative, dal distretto della giostra dell'Alto Polesine, che esporta in tutto il mondo, alle aziende dei fuochi d'artificio, ai maestri vetrai, fino al distretto ittico verso il mare. Senza dimenticare i settori più tradizionali dell'abbigliamento, calzature, metallurgia e meccanica. Tutte realtà che incarnano il vero spirito del Made in Italy, qualità, passione, tradizione. Il lavoro è un valore, prima ancora che una necessità, una passione e un'idea di impresa. Forse proprio perché la gente polesana ha assorbito lo scorrere lento dell'acqua e dei suoi fiumi, in Polesine, più che altrove, assume un senso il rispetto del passato per educare il cambiamento di domani, senza stravolgerlo, preservando l'unicità del territorio, immensa fonte di ispirazione per le nostre imprese artigiane. Se devo pensare ad una criticità, forse è proprio quella di essere rimasti troppo isolati nel nostro piccolo mondo antico. Restiamo ancora, all'interno del Veneto, una provincia marginale, su cui la politica ha investito molti fondi e qualche volta forse senza focalizzare appieno quale idea di sviluppo perseguire per questo territorio, senza programmare un progetto unitario di rilancio. Eppure noi, all'interno di questo Veneto, così industrializzato e trainante, siamo i più allineati e dentro quel pensiero ecosostenibile ed ecologista che guida tutte le azioni e tutte le misure di questa Europa e rappresentiamo la vera economia di prossimità a cui tutti ora si appellano e richiamano per il suo valore di resilienza, di sviluppo sostenibile e di transizione. Il Polesine deve oggi orientare ogni azione, ogni finanziamento, ogni investimento nella sua vera vocazione, che è quella di preservare il suo legame con la natura e da essa trovare nuova linfa per caratterizzarsi come economia diversa dalle altre province
e altrettanto performante. Grazie. Voi avete scelto la parola ecologia, non risuona in qualche modo la parola ecologia. Andiamo a Verona, ovviamente ci manca la meravigliosa Verona, con il presidente Confartigianato Imprese Verona, Devis Zenari. A lei la chiusura di questo viaggio. Grazie mille, grazie a tutti. Io ho scelto una parola che accomuna Verona, cioè vedo una città di cultura, una città di storia, una città di lavoro, però questa parola, nobilitazione, può essere usata a 360 gradi. È una parola veramente importante ed è una parola in cui non tocca solo Verona, ma tocca tutta la regione Veneto e oltre. Buongiorno a tutte e a tutti. È un onore essere qui oggi, in occasione della giornata nazionale del Made in Italy, per celebrare non solo un marchio riconosciuto in tutto il mondo, ma una cultura del fare. Una cultura che affonda le sue radici nella storia, nella creatività, nel talento degli italiani. Il mondo artigiano è il cuore pulsante di questo sistema. È lì che la materia prende forma. È lì che si trasforma e attraverso il sapere, la passione e l'esperienza viene nobilitata. Proprio così, nobilitazione. Questa è forse la parola che più rappresenta la missione profonda dell'artigianato italiano. Nobilitare significa dare valore, dignità, identità a ciò che si crea. Non parliamo solo di lavorazioni raffinate o di prodotti eccellenti, parliamo di qualcosa di più profondo, una nobilitazione culturale che coinvolge i territori, le tradizioni e le comunità. In ogni bottega, in ogni laboratorio, in ogni officina o salone si compie un gesto antico e modernissimo allo stesso tempo. Si prende ciò che è semplice, una materia, un'idea, un sapere tramandato, e lo si trasforma in qualcosa di unico, che parla di noi, dell'Italia, del nostro saper fare. Questo è il valore aggiunto del Made in Italy, che non è solo bellezza, è profondità, non è solo stile, è anima. È questa la sfida che ci attende e unisce oggi: custodire, promuovere, innovare questo patrimonio. Fare in modo che la nobilitazione dell'artigianato continui ad essere un faro, un modello, una promessa per il futuro. E in questa promessa ci siete voi, artigiane e artigiani, presidenti, rappresentanti e ambasciatori del fare con cura. Grazie. Grazie per ciò che fate ogni giorno con passione, competenza e responsabilità. Ogni vostro gesto costruisce identità. Ogni vostra opera la conta l'Italia. Grazie. Grazie davvero a tutti voi per averci aiutato, come dire, a percorrere una strada. Direi... Questo era un passaggio che io e te ci tenevamo molto, quello di sentire anche i miei colleghi, perché in effetti, come avete avuto modo di sentire, ogni provincia ha la sua peculiarità, però alla fine il comune denominatore è l'artigianato, per le sue capacità, per la sua voglia di fare e risolvere tutti i problemi. Ecco, quindi penso che dobbiamo essere orgogliosi quindi del nostro Veneto, essere orgogliosi, come è stato detto, di Confartigianato e continuare con questo passo a portare avanti questi valori. Ringrazio. Posso passare ai ringraziamenti o aggiungere qualcosa? Abbiamo, Presidente, la sorpresa finale che in qualche modo vuole portare qui su questo palco i giovani imprenditori, perché se noi oggi parliamo di un linguaggio che dobbiamo, come dire, trasferire anche agli altri, perché sapete, come abbiamo in qualche modo già detto, che l'idea, il cuore dell'idea nasce qui dal Veneto, ma poi questa idea, proprio perché è stata sposata dal Confartigianato Nazionale, valicherà i confini del Veneto e dovrà diventare linguaggio comune. Quali sono i migliori destinatari, Presidente, se no i nostri giovani, il nostro futuro? Questo abecedario in qualche modo è pensato anche per loro. Allora io chiedo a Gianni Mezzalana di arrivare qui con noi per chiudere insieme questa
questo pomeriggio, che si è un po' allungato rispetto ai tempi, però abbiamo voluto davvero provare a raccontare passo dopo passo che cosa c'è dietro questo abecedario. Approfitto insomma del tempo che Gianni impiegherà per arrivare per dirvi due cose. La prima cosa è che in cartellina trovate un QR code, utilizzatelo per andare a vedere quali sono i bandi che l'ufficio bandi di Confartigianato Imprese Veneto mette a disposizione. Qui ci sono le tracce per le opportunità che ci sono e che vanno colte sul territorio, quindi insomma ci tenevamo che all'interno della cartellina trovaste anche questo riferimento, quindi ecco, questo è molto importante. Allora Gianni, buonasera, lei in qualche modo la chiusura, è una bella responsabilità. Buonasera a tutti, sì. Ti dirò che la parola che mi è stata affidata, perché non l'avevo scelta io, è stata classicità. E poi l'ascolteremo. E quando mi ha telefonato Anza e mi ha detto la parola che ti è stata affidata è classicità, ho detto caspita, ma cosa c'entra classicità con il gruppo giovani, con un giovane imprenditore, cosa potrebbe c'entrare? E poi ho letto, se l'ascoltiamo dopo la sentiremo la definizione, e in effetti ho capito che la classicità non ha a che fare col tempo, non è qualcosa di antico, di vecchio, ma ha a che fare con quello che resta, quello che funziona bene e che resta anche nel mondo attuale. Ed è proprio questo che può essere usato come base di partenza per innovare, una base di partenza sicura che può essere usata per sperimentare e trovare nuove soluzioni, innovare. A me è venuto in mente quando ho letto la definizione che abbiamo dato degli studi che facevo di Lavoisier, che diceva niente si crea, niente si distrugge, tutto si trasforma. Effettivamente tutte le creazioni artigianali in questo caso non vengono mai da un'idea a sé stante, ma vengono appunto da una base di partenza, dalle nostre radici, dalla storia, dal nostro sapere, e poi si sviluppano e portano nuove tecnologie, nuovo valore aggiunto. È un po' un ponte intergenerazionale, diciamo, e anche interculturale sotto certi aspetti. A me veniva in mente la mia azienda è di quarta generazione. Io restavo con mio nonno che lavorava, siamo bilanciai, quindi mi ricordo queste bilance ad orologio che erano complessi meccanismi difficili da riparare, e lui stava ore e ore lì con cacciaviti, con piccole cose a settarla nei minimi dettagli, dove anche la frazione del millimetro cambiava tutto, cambiava. E lui mi ha insegnato appunto la cura al dettaglio, il voler bene, diciamo, alle cose costruite artigianalmente. È qualcosa che sto cercando di, è ancora presto perché hanno 3 e 1 anno, però sto cercando di portare anche i miei figli. Si parte da piccoli. Si parte da piccoli, si parte, infatti. Allora cosa dite? L'ascoltiamo la parola classicità, direi che è davvero l'ultimo, no? Il nostro momento di chiusura, per come lei Gianni ce l'ha in qualche modo declinata. Chiedo a Mirko Artuso di raccontarcela, così come è presente all'interno del nostro abecedario, che come detto riceverete alla fine di questa giornata, quindi davvero sono le primissime copie che sono date in stampa e saranno nelle vostre mani. Ecco, quindi siamo davvero contenti che il progetto, che è un progetto vero e proprio, parta da qui e poi insomma parta per questo viaggio. Giusto per restare in tema giovani, vi anticipo che potrebbe addirittura diventare un podcast, cioè è un progetto che potrebbe essere declinato in diversi linguaggi per raggiungere e davvero diventare un vocabolario comune del mondo artigiano. Questo è un po' il grande lavoro, la rivoluzione culturale ed economica che l'abecedario sarebbe in grado di portare avanti. Volevo solo aggiungere una cosa, che la classicità mi era stata sapientemente assegnata da Roberto Boschetto, che la vedeva lunga, rispetto a come l'avevo immaginata io inizialmente. Grazie ovviamente al Presidente Gianni Martellano, grazie al Presidente Roberto Boschetto, grazie a voi per essere stati con
noi. Ovviamente chiudiamo, poi a seguire ci sarà un momento di convivialità insieme, però chiudiamo ascoltando insieme la parola classicità. Buon ascolto a tutti voi e grazie per essere stati con noi questo pomeriggio. Nella raccolta di saggi dal titolo Perché leggere i classici, uscita postuma nel 1991, Italo Calvino propose 14 definizioni di classico. La più celebre recita: un classico è un libro che non ha mai finito di dire quel che ha da dire. Nella prospettiva calviniana, la prima lettura di un classico è sempre una rilettura, perché qualcosa dentro lo si conosce già e anche dopo averlo dimenticato, quel testo continua a lavorare sotto traccia, nascosto nelle scelte, nelle parole che si credono proprie, un patrimonio comune di storie e riferimenti a cui si torna e si ritorna, consapevolmente e non. La classicità, quindi, non è un'epoca né un'etichetta, ma una qualità del tempo. È ciò che non si consuma nell'uso, ma che nell'uso si affina. Nella cultura materiale essa ha una forma ben riconoscibile. Alcuni oggetti continuano a circolare, a essere ripresi, adattati, corretti, senza mai diventare obsoleti. Una maniglia, una tomaia, un'etichetta tipografica, una struttura muraria, se attraversano epoche diverse restando leggibili, è perché contengono margini di trasformazione. La loro forma non è rigida, ma capace di assorbire variazioni e interpretazioni. Pensare la classicità come fedeltà a un modello definito una volta per tutte sarebbe infatti una visione costrittiva. Più aderente all'esperienza reale è intenderla invece come la possibilità di rimettere mano a ciò che funziona, senza doverlo rifare da capo ogni volta. Ciò che resta nel tempo, infatti, non è ciò che resiste a tutto, ma ciò che riesce a parlare in nuovi contesti, a nuovi pubblici. È questa capacità a definire la classicità del Made in Italy. Riformulare un classico significa confrontarsi con una doppia esigenza: inserirsi nel presente e allo stesso tempo mantenere leggibile la struttura originaria. Un oggetto classico non viene aggiornato per aderire a una tendenza, ma per verificare se la sua forma può ancora produrre senso in un contesto diverso. Nell'artigianato Made in Italy, la classicità è una forma di consapevolezza che permette di distinguere ciò che merita continuità da ciò che va superato. Il 15 aprile celebriamo la giornata nazionale del Made in Italy, con centinaia di eventi in tutto il paese. Un inno al saper fare, all'intelligenza delle mani, un tributo alle eccellenze italiane, alle imprese che con ingegno e innovazione rappresentano l'orgoglio italiano e contribuiscono ad affermare la nostra identità nel mondo. 15 aprile, giornata nazionale del Made in Italy, orgoglio italiano.